Ora è acceso? Bene, possiamo partire. Buongiorno a tutti. Scusate qualche minuto di ritardo, ma aspettavamo l'ok per partire con la diretta. Siamo in diretta streaming sui canali social di Legambiente, Facebook e YouTube e siamo anche rimbalzati dai quotidiani del gruppo NEM, quindi Mattino di Padova, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi e Nuova Venezia. Intanto vi ringrazio a tutti per essere qui, sia i candidati che hanno accettato, candidati e candidate che hanno accettato di confrontarsi sui temi dell'agenda di Legambiente che circa quasi meno di un mese fa abbiamo presentato a Roma, cioè un articolato documento che ora proverò a sintetizzarvi rapidamente nell'attesa dell'arrivo di Giorgio Zampetti, direttore generale, che purtroppo per i treni è in ritardo, così come qualche altro candidato in arrivo che però mi ha avvisato ci sta seguendo online, ci seguirà online e quindi poi arriverà conoscendo anche le cose che ci saremmo detti a quel punto. E nell'attesa di Giorgio Zampetti appunto proverò a raccontarvi quali sono per l'associazione gli elementi importanti dal punto di vista diciamo del nuovo Parlamento europeo e rispetto alle questioni ambientali che ci stanno più a cuore. Ci aiuterà a farlo, oltre a Giorgio Zampetti, anche Piero De Candia, che è il direttore generale, che proverà insomma anche a fare un accento su quelli che sono i temi che riteniamo essere importanti, con un riverbero europeo molto importante, quindi dove le decisioni dell'Europa sono importanti anche per la gestione di quelle che sono le questioni, chiamiamole così, ambientali più puntuali per la nostra regione, per la pianura padana. La prima cosa che ci preme dire è che per Legambiente le istituzioni europee sono un punto di riferimento a cui dobbiamo guardare con grande attenzione, per cui siamo convinti che il voto del prossimo 8-9 giugno sia necessario diciamo, sia necessario che la partecipazione sia molto alta per individuare quella che potrà essere, ci auguriamo, una maggioranza forte che potrà portare avanti noi crediamo questi temi con convinzione, cioè dando un rilancio, chiamiamolo così, un Green Deal 2.0 rispetto a quanto fatto sulle questioni ambientali, perché si sono fatte dei passi, però altri se ne sono fatti indietro e noi vorremmo un po' mettere a fuoco quali sono gli elementi su cui continuare a lavorare, perché è ineludibile ormai, penso non ci sia più nessuno che sostenga il contrario, che la crisi climatica ci sta in qualche modo travolgendo e abbiamo bisogno di dare risposte concrete per la nostra economia, per il nostro benessere come persone, per la nostra società, per il nostro ambiente ovviamente che ne paga le conseguenze. Abbiamo quindi organizzato, dopo questo primo momento nazionale a Roma l'8 maggio, stiamo organizzando, siamo in corsa, stiamo ormai finendo in ogni regione degli incontri con i candidati delle diverse circoscrizioni per provare appunto a discutere, a sentire l'opinione dei candidati o comunque dei partiti politici che si candidano per un seggio all'Europarlamento sui temi che riteniamo essere fondamentali. Siamo arrivati oggi al 30 maggio da noi in Veneto e ringrazio di nuovo i candidati che hanno accettato di esserci. Mi permetto di giustificare l'assenza di Fratelli d'Italia, che questa mattina all'ultimo momento la sindaca di Portoviro Mantovan ha detto che non poteva esserci. Abbiamo provato a recuperare un altro candidato, evidentemente insomma, in così poco tempo è stato complesso, quindi ci sarà questa assenza, ce ne rammarichiamo, insomma, ma è dell'ultimo momento e non è certamente voluta. Con questo incontro abbiamo provato un po' a mettere insieme quelle che sono appunto le questioni priorità così definite dall'associazione a livello europeo, cioè la necessità di lavorare su alcuni temi come il nuovo pacchetto energia e clima, quindi andare a inquadrare su quell'aspetto cosa si vuole fare, così come per quanto riguarda l'economia circolare, piuttosto che il piano d'azione zero pollution, cioè inquinamento zero di aria, acque e suoli, sul quale insomma, c'è ancora tanta strada da fare. E poi il tema dell'agricoltura e dell'agroecologia in particolare, cioè come virare nel modello di produzione agricola alla riduzione del peso dei pesticidi o fitofarmaci che si vogliano chiamare e come diciamo, aumentare e garantire all'agricoltore un ruolo di primo piano nella tutela dell'ambiente, come ha sempre fatto in questi anni, ma che purtroppo
per alcuni aspetti, diciamo, appunto ambientali, ha creato anche, diciamo, delle conseguenze per quello che è il nostro suolo e la qualità, diciamo, dell'ambiente naturale. E di conseguenza la salute dei suoli, quindi appunto come stanno i nostri suoli, come vogliamo intervenire per migliorare la vita dei nostri suoli. Poi non può mancare sicuramente il tema dell'industria, dell'innovazione industriale su alcuni aspetti importanti, perché l'economia che deve virare al circolare ha bisogno anche di continuare un percorso di innovazione, e noi siamo convinti che il Veneto su, diciamo, questo aspetto abbia negli anni dimostrato di avere uno spirito di innovazione su alcuni processi, penso al tema della gestione dei rifiuti, piuttosto che altri percorsi di innovazione e di produzione industriale che ci hanno aiutato quel pezzo di economia a ridurre in parte le emissioni, anche se anche lì c'è ancora strada da fare per fare in modo che questo piano di innovazione invada e pervada tutto il modello produttivo, che poi riguarda anche quello della mobilità e quindi di come realizzare nuove infrastrutture, se servono, di mobilità e di quale tipo, e come invece migliorare la mobilità all'interno dei centri urbani piuttosto che nell'area vasta, diciamo, della nostra regione, che ovviamente ha una conformazione diversa da quella degli unici grandi centri, ma ha tanti centri medi o piccoli, ma comunque di grande rilevanza anche sotto i profili economici produttivi, oltre che appunto culturali e ambientali, che hanno bisogno di un punto di vista che ci auguriamo anche l'Europa possa in qualche modo aiutarci a raggiungere. E poi c'è ovviamente il forte tema delle aree protette e della biodiversità, che sono in contrazione, ne siamo consapevoli, che hanno bisogno invece, in un percorso come quello che ha avviato la Restoration Law a livello europeo, che al momento è ferma ma che ci auguriamo possa ripartire con slancio, per garantirci un ripristino di quello che è un ecosistema naturale che riguarda i nostri corsi d'acqua, e poi ci leghiamo al tema ovviamente in questo caso del dissesto idrogeologico, di quello che, diciamo, una gestione dei nostri corsi d'acqua ha portato un po' restrittiva, ha portato negli anni anche a concausare insieme al cambiamento climatico, no? Le alluvioni piuttosto che i momenti di siccità estrema, e quindi i due opposti di risposta rispetto alla crisi climatica è una gestione dei nostri fiumi forse non ottimale, ma ovviamente il tema anche del ripristino delle aree protette vere e proprie, dei parchi, la tutela di questi e delle aree da valorizzare dal punto di vista naturale, per garantire un ripristino di alcuni elementi naturali e di alcune specie protette. Penso, insomma, noi abbiamo pubblicato un ultimo rapporto su proprio lo stato, diciamo, della biodiversità in questo paese, e alcune specie sono fortemente a rischio, magari anche di quelle che forse non ci siamo posti problema fino ad oggi. Penso al frattino, ad esempio, no? Un piccolo uccello che sta nelle nostre coste, che anche le nostre coste subiscono una pressione da questo punto di vista di riduzione degli spazi naturali, e questo non giova certo da quel punto di vista all'ambiente. E poi ovviamente ci sta molto a cuore, insieme ai temi per gli investimenti sulla transizione giusta, quindi che per tutti la transizione possa essere raggiunta allo stesso modo e senza fare differenze tra cittadini e tra stati, quello della ricerca, che deve continuare per supportare l'economia circolare, l'innovazione industriale, i processi di innovazione anche in agricoltura, così come quello della tutela penale, quindi il diritto dell'ambiente, che ha avuto un'iniezione, un cambio di passo nel nostro paese con l'introduzione della legge sugli ecoreati nel 2015, che però ha bisogno anche a livello europeo di una stretta forse più importante, come ci dimostrano anche diverse indagini, lavori che fanno le forze dell'ordine, anche in collegamento a livello, diciamo, internazionale con altre forze dell'ordine di altri paesi. C'è bisogno di un ragionamento più complesso riguardo alla tutela dell'ambiente dal punto di vista penale. Infine, sicuramente la giustizia climatica, che è un elemento per noi centrale, così come quello della partecipazione, il ruolo della partecipazione dei cittadini. Sono temi che poi ci aiuteranno, ognuno per la sua, diciamo, competenza, professionalità e grande impegno civico, ci aiuteranno a declinare gli ospiti che insieme, diciamo, ai candidati all'Europarlamento proveranno a mettere l'accento su quelli che sono degli elementi centrali. Per questo aggiungo ringraziamenti anche quelli alle associazioni che sono quelle, diciamo, di impresa, quindi dello sviluppo industriale, che sono il CIBE, il Consorzio Italiano del Biogas, che è qui presente con il direttore, piuttosto che Italia Solare, che è l'associazione, diciamo, delle imprese che riguardano il
fotovoltaico, sostanzialmente l'energia solare, e poi le associazioni ambientaliste che ci sono qui oggi, FIAB, che quindi sui temi della mobilità ci potrà aiutare, c'è il coordinatore regionale Antonio Dalla Venezia, ci potrà aiutare su quali sono le sfide anche da quel punto, a sollecitare sulle sfide da quel punto di vista, così come WWF, con cui abbiamo avviato un percorso importante sul tema del ripristino di natura e sulla tutela del suolo, ovviamente a livello regionale, ma che ha un grande interesse e uno sguardo rivolto all'Europa, con cui insieme stiamo provando a ragionare per sollecitare un'azione in quel senso. Ci sono poi ovviamente delle proposte concrete che trovate nel documento di Legambiente che abbiamo cercato di farvi avere, che è qui stampato oggi, che ci auguriamo, è un documento corposo, ma ci auguriamo vorrete leggere con calma, prima e dopo le elezioni europee, per provare a capire se sono temi su cui c'è l'interesse a lavorare insieme da parte delle forze politiche. Ovviamente quello del pacchetto legislativo Fit for 1.5, che sostituisce, no, quello che abbiamo già approvato, integralmente adottato, Fit for 55, o meglio si aggiunge più che sostituisce, su cui noi crediamo sia importante raggiungere, diciamo, ridurre le emissioni, raggiungere la riduzione delle emissioni almeno al 65% entro il 2030 rispetto ai famosi livelli degli anni 90, e poi insomma in qualche modo come in questo pacchetto si possa provare a spingere verso il phasing out dalle fonti fossili, che sono l'elemento centrale quando per Legambiente si parla di clima e di rivoluzione rinnovabile, cioè l'uscita totale, magari ci auguriamo escludendo ogni ritorno, ogni chimera di ritorno al nucleare, escludendo piano piano l'utilizzo e l'estrazione ovviamente di fonti fossili, gas e petrolio e carbone. Sul tema della resilienza climatica pensiamo sia importante che l'Europa guardi con grande attenzione a norme più stringenti sull'adattamento, quindi aiutare poi a ricaduta gli stati, i territori e le regioni a mettere in campo dei piani concreti e a sollecitare l'inserimento di risorse economiche per in qualche modo adattarci, no, e rispondere a quella che è un'emergenza ormai conclamata. E poi ovviamente una grande e ambiziosa strategia industriale che ci aiuti a tornare ad essere competitivi, un percorso avviato, crediamo, con il Green Deal, che deve essere appunto riaccelerato con grande forza, perché abbiamo bisogno dal punto di vista economico di creare benefici per l'economia del nostro territorio, oltre che per ovviamente il benessere delle persone dal punto di vista economico e sociale, attraverso una grande e nuova strategia industriale che metta chiaramente al centro l'innovazione, i processi di innovazione dell'industria che riducono gli impatti o se volete le ricadute, ecco, negative dal punto di vista climatico e ambientale. Tra le richieste chiediamo anche una nuova direttiva quadro sulla giusta transizione, come dicevo prima, uno degli elementi centrali, cioè c'è bisogno che si faccia in modo che il percorso di accompagnamento delle comunità sia complessivo e sia totalizzante e non si proceda, diciamo, creando disuguaglianze sia a livello, diciamo, di tessuto sociale che a livello di tessuto economico. Ovviamente anche un ambizioso pacchetto di riforme e di investimenti per decarbonizzare l'economia crediamo sia necessario da attivare, e quindi per noi sono importanti gli investimenti pubblici per creare un fondo europeo per gli investimenti green e sociali, quindi una sorta di nuovo Next Generation EU che prosegua il percorso messo in campo e che non si esaurisca con la fine dei finanziamenti o per così dire del PNRR, come è noto per tutti. Crediamo serva anche l'approvazione di una direttiva sulla gestione sostenibile delle risorse, che sono uno degli elementi cruciali da gestire in qualche modo, da tenere in grande considerazione rispetto alla difficoltà, ad esempio, di approvvigionamento di materie prime, ed invece la grande opportunità che attraverso l'economia possiamo avere attraverso il recupero e il riciclo di taluni materiali, seguendo, diciamo, quelle che sono le strategie di economia circolare sul mondo del tessile e delle materie critiche come i RAI, i rifiuti elettronici, no? Elettrici, su cui abbiamo bisogno di portare avanti un grande ragionamento di ritorno a un ruolo centrale del nostro continente europeo. Ovviamente per noi, lo dico anche a livello regionale, è molto importante il tema del piano e
degli obiettivi del piano Zero Pollution approvato nel 2021, su cui qualità dell'aria ad esempio ha introdotto degli obiettivi sicuramente stringenti e sfidanti, ma che noi crediamo dai quali crediamo non si debba retrocedere, perché come dicevo all'inizio, l'Europa sicuramente ha avuto un ruolo centrale, un faro su alcuni elementi, e le direttive, è bene ricordare, ma poi magari su questo mi aiuterà Giorgio Zampetti che è appena arrivato, accidenti. Mi aiuterà Giorgio che è appena arrivato, l'Europa ha sempre in qualche modo stimolato attraverso le direttive poi il protagonismo dei paesi per raggiungere quegli obiettivi, o se non li raggiunge quantomeno per essere sollecitata attraverso azioni, come sapete, di messa in mora, addirittura infrazioni, fino ad arrivare magari alle condanne, come è accaduto ad esempio per quanto riguarda l'aria nella nostra regione. Sulla mobilità, come accennavo, crediamo si sia iniziato un percorso importante da parte di 100 città, di cui tra l'altro Padova è parte, per la neutralità climatica, e su questo aspetto siamo convinti che ci piacerebbe che l'Europa allargasse il confine, quindi non 100 città, ma che gli obiettivi di diciamo, decarbonizzazione dei modelli di trasporto, del trasporto pubblico su ferro o comunque su rotaia aumentato, piuttosto che potenziamento di quelli che sono altri modelli di mobilità sostenibile, dolce e non ovviamente su mobilità prettamente individuale, quindi mobilità collettiva, ci possono aiutare a migliorare anche quelli che sono gli aspetti di contrasto alla quella che viene definita mobility poverty, cioè la difficoltà poi invece di accesso a tutte le forme innovative di tecnologia che hanno un costo e che non possono per noi essere sostitutive soltanto dell'esistente, ma devono aiutarci invece a virare su un modello differente di trasporto. Citavo in apertura le politiche agricole, perché hanno un ruolo centrale, lo abbiamo capito anche nei mesi recenti, dove gli agricoltori hanno portato con questa rivolta dei trattori così definita avanti un percorso che in qualche modo ha messo in dubbio, o meglio ha fatto anche retrocedere quelli che erano alcuni degli obiettivi prefissati sull'agricoltura, quindi sul rispetto di alcuni percorsi per l'agricoltura, che oltre a subire i gravi danni, che va sempre ricordato, del cambiamento climatico, perché gli agricoltori diciamo, subiscono, lo abbiamo visto anche recentemente, dalle grandinate alle alluvioni alla siccità, subiscono conseguenze importanti di quelle che sono le conseguenze del cambiamento climatico, però c'è anche un bisogno di riportare diciamo, l'attenzione a tutela del clima sul ruolo dell'agricoltura come primo motore per la tutela dell'ambiente, perché lo possono diventare, e il regolamento, diciamo, riallineando le strategie Farm to Fork e Biodiversity, si potrebbe, secondo noi, contribuire a ridurre questa forbice che si è un po' divaricata sul fronte ideologico rispetto agli obiettivi green europei e nazionali, e aiutare l'agricoltura a ridurre quelli che sono gli impatti ovviamente dai grandi allevamenti intensivi all'uso di prodotti fitosanitari e agli altri temi, diciamo, come il tema di quanto destinare alla rotazione o alla non coltivazione dei nostri suoli. Di conseguenza, sulla direttiva sulla salute dei suoli già approvata in prima lettura, pensiamo sia importante ripartire dall'obiettivo ONU di miglioramento per fermare e invertire il degrado entro il 2030, perché non solo perdiamo suolo consumato, poi se torniamo a calarci nel territorio ci rendiamo conto, sappiamo bene insomma dove, in territorio in cui viviamo, dove il tema del consumo di suolo è sempre all'ordine del giorno a livello territoriale, però serve anche diciamo, invertire la rotta con regole nazionali e sovranazionali, quindi europee, che ci aiutino a fermare non solo l'occupazione di suolo, ma anche il degrado conseguente a un utilizzo non consono. In questo senso, varare definitivamente la Restoration Law pensiamo sia un elemento di sicuro vantaggio per garantire il conseguimento di quegli obiettivi, e ci possa aiutare anche a migliorare quello che è un prelievo indiscriminato oggi di taglio degli alberi, che invece può essere regolato anche di supporto alla bioeconomia che le nostre foreste possono generare. Ovviamente c'è anche il tema della pesca, dello strascico e di altri elementi che vanno affrontati con grande attenzione, che stanno impoverendo, e qui torniamo sempre al tema della biodiversità, impoverendo quello che è il nostro patrimonio naturale, vegetale e anche appunto di specie animali sia in terra che nel mare.
Il tema della corruzione è un tema su cui abbiamo sempre lavorato come associazione, su cui chiediamo un'attenzione a livello europeo per la tutela, appunto, come dicevo, penale dell'ambiente, e soprattutto su come gestire poi i beni confiscati, su come restituire alle comunità ciò che è stato in qualche modo depredato da crimini ambientali. E ovviamente il tema della giustizia climatica ha un suo ruolo centrale, perché fondare, secondo noi, le politiche comunitarie sull'accoglienza, la solidarietà, per dare risposte alla grave crisi umanitaria che stiamo attraversando, perché ricordo che abbiamo una guerra alle porte da ormai un paio di anni, e ne abbiamo altre che sono forse più lontane dai nostri confini, ma che comunque ci fanno portare l'attenzione su dinamiche di conflitto che sicuramente non fanno bene al conseguimento degli obiettivi di riduzione, diciamo, delle conflittualità, delle disuguaglianze e dell'accoglienza e benessere comune che dovrebbe un po' accomunarci. Degli investimenti pubblici sulla ricerca, vi dicevo, cioè hanno per noi un impatto importante, possono aiutare a contribuire a avere impatti importanti, perché possono aiutare il mondo imprenditoriale a sviluppare quei processi di innovazione che poi ci aiutano a mettere in campo modelli di economia sempre più circolare e sempre più ecologica, e c'è necessità di indirizzare anche i fondi della ricerca sempre di più a supporto della ricerca magari pubblica degli stati, che possa indirizzare secondo principi comuni e democratici lo sviluppo di delle ricerche universitarie e degli altri enti di ricerca. E poi, lo ricordavo prima, con la presenza anche di chi ci può aiutare, ci può dare una mano a comprendere quanto è importante il ruolo dei territori, il ruolo delle persone, degli stakeholder che possono contribuire alla comprensione dei fenomeni, delle ricadute locali dei fenomeni globali, e aiutarci a non arretrare, diciamo, sul piano delle scelte rispetto al coinvolgimento, alla partecipazione dei cittadini, che hanno bisogno sempre di più di essere coinvolti nei percorsi decisionali. Certo, anche avviare un'efficace azione diplomatica da parte dell'Europa per contribuire concretamente alla pace che ci auguriamo di raggiungere al più presto ovunque, è un elemento che crediamo, dentro anche un nuovo Green Deal per l'Europa, debba essere fortemente sottolineato e intrapreso da parte del nuovo Europarlamento. Io mi fermo qua e magari darei la parola a Giorgio, se vuoi aggiungere qualcosa adesso o magari lo vuoi fare dopo. Ok, bene. Sì. Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente Nazionale, sta girando, insomma, un po' il paese insieme al nostro presidente nazionale per raccontare questo percorso in cui crediamo molto, come dicevo inizialmente. Sì, grazie Gigi, vi chiedo scusa del ritardo, però ci tengo a dire che venivo da Brescia, non venivo dal sud stavolta, per cui è stato un ritardo, diciamo, tra Lombardia e Veneto del treno, è partito con un'ora e mezza di ritardo per qualche inconveniente sulla linea tra Milano e Brescia. Buongiorno a tutti voi, bentrovati, e insomma ringrazio Gigi per aver fatto l'introduzione del rapporto. Dico soltanto poche considerazioni, perché poi l'obiettivo di oggi, come sapete, è quello proprio di confrontarci, di ascoltare anche chi oggi si sta candidando a rappresentarci al Parlamento europeo, per capire su queste proposte che abbiamo portato avanti, che abbiamo presentato, cosa pensate, quali possono essere le priorità che pensate che si possono mettere in campo da subito, quali sono le sfide più complicate, perché insomma il ragionamento oggi sta più a una discussione con voi nell'ascoltarvi. Però ci tenevo a dire una cosa: sulle proposte abbiamo visto appunto presentate, queste 16 proposte con i 13 pilastri per il Green Deal che Legambiente ha voluto delineare, c'è un elemento comune, ovvero quello che noi siamo assolutamente convinti, anche sulla base dei dati, degli studi, degli scenari che a livello europeo sono stati presentati, che il tema ambientale, insieme al tema della sfida della crisi climatica, insieme al tema degli investimenti forti anche su nuovi modelli industriali di agricoltura o di mobilità, siano l'unico modo, se non il modo principale, se non è l'unico, però diciamo sempre il modo prioritario, per riuscire a garantire anche uno sviluppo economico di qualità e duraturo nel futuro per i paesi europei. Per cui diciamo, io ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché noi siamo convinti che le nostre proposte non siano soltanto proposte necessarie per far fronte a alcune sfide, a partire a quelle della crisi climatica, ma anche, diciamo, alle altre
questioni ambientali, noi siamo convinti che queste proposte siano le proposte che più di tutte le altre possono dare all'Europa quella connotazione di eccellenza, di unicità rispetto anche ad altri scenari internazionali, che possa dare anche quell'elemento aggiunto sulla competitività economica del nostro, appunto, dell'Unione Europea. Dico questo perché diciamo anche nelle discussioni che hanno preceduto l'incontro di oggi, insomma, diceva Gigi Lazzaro, siamo stati in diverse regioni, insomma stiamo andando adesso avanti fino alla settimana prossima proprio per incontrare, diciamo, tutti i candidati regione per regione. Esce forte anche l'elemento, no? Diciamo, di come ancora oggi sia visto l'elemento ambientale come un elemento, diciamo, di fatto di ostacolo alle politiche economiche, allo sviluppo, e anche, diciamo, forse che troppo spesso il Green Deal europeo, le normative sugli obiettivi di neutralità climatica al 2050, piuttosto che le nuove direttive sulle auto elettriche, le direttive sulla zero pollution, sono, diciamo, tutti quanti elementi che ostacolano l'economia, che invece noi siamo convinti che un paese come l'Europa possa trarre da queste proposte anche quel vantaggio competitivo importante in questo senso. Faccio soltanto pochi esempi per non essere poi troppo lungo in questa premessa, magari interveniamo più in una discussione. Sull'economia circolare, il tema del riciclo delle materie prime è un tema centrale in paesi come quelli dell'Europa, in cui le materie prime sono assolutamente scarse e spesso siamo costretti anche a ricorrere dall'estero. Oggi creare una filiera di riciclo importante che veda anche in questa filiera il recupero di materia prima seconda, partendo anche dalle materie prime critiche, potrebbe essere invece il miglior modo per renderci autonomi da altri paesi, ma anche per riuscire a produrre qui in Europa componenti oggi fondamentali per lo sviluppo di alcuni comparti. Pensiamo alle batterie a litio, pensiamo anche ad altre sostanze. Faccio un secondo esempio. Sul tema dell'energia, investire oggi sulle fonti rinnovabili vuol dire essere autonomi da alcuni paesi, penso alla Russia in primis, ma penso poi anche ad altri paesi a cui ci siamo vincolati con gli ultimi accordi fatti dopo il conflitto russo e ucraina, penso all'Algeria o altri paesi. Ci permetterebbe invece di essere autonomi da questo punto di vista e essere anche, diciamo, produttori di energia, e quindi anche sotto l'aspetto energetico ci permette anche di andare avanti, non soltanto con una sicurezza energetica maggiore, ma anche, diciamo, con un'attività industriale forte legata all'energia, che non è soltanto un trasportare il gas da una parte all'altra, ma diventa anche proprio innovazione industriale, sviluppo, indotto, manutenzione degli impianti e tutto quanto il resto. Per cui, diciamo, faccio questi pochi esempi per dirvi come ognuna di queste proposte abbia chiaramente al centro una sfida ambientale molto importante, che, insomma, come Legambiente siamo concentrati su quello, insomma, su quegli obiettivi, ma al tempo stesso porti dietro di sé anche, diciamo, una connotazione importante per quanto riguarda poi lo sviluppo della filiera anche industriale che c'è dietro. Ci tengo a dire questo perché, insomma, siamo convinti che oggi sia la sfida centrale anche per chi si troverà a governare l'Europa, e ci tengo anche a dire che questi elementi sono quelli che oggi dobbiamo mettere al centro anche delle politiche sociali europee, per cui nelle nostre proposte, come abbiamo visto adesso, abbiamo sottolineato l'importanza del Fondo Sociale per il Clima, di come quindi alcuni investimenti riguardano ambientali, riguarda anche per esempio i temi della povertà energetica o dell'accesso alla mobilità da parte di tutte le fasce di popolazione, anche, diciamo, di tutte le popolazioni che vivono nelle varie parti del paese, e che questi strumenti che oggi esistono a livello europeo, dipende molto anche da come poi verranno declinati a livello nazionale, possono dare comunque sia degli sviluppi e delle opportunità molto importanti anche in Italia, e soprattutto come, diciamo, anche la parte degli investimenti debbano essere oggi fatti, e penso al tema delle case green, che oggi è oggetto di una discussione anche preelettorale verso l'europeo, diciamo, molto forte. Chiaramente sono interventi importanti, interventi molto sfidanti, perché arrivare a una riduzione dei consumi energetici domestici di quel tipo, arrivare anche a passaggi importanti come la rottamazione delle caldaie a gas, passando a pompe di calore o metodi, diciamo, che si basano su fonti rinnovabili, sono sicuramente sfide molto complicate da portare avanti. Però in questo senso, piuttosto che contrastarle o dire che non sono politiche utili alle persone, bisognerebbe invece capire come oggi le tecnologie esistono, diciamo, come e in che tempo applicare queste tecnologie, soprattutto che strumenti mettere accanto a queste direttive per far sì che siano innanzitutto un aiuto e un intervento importante laddove ce n'è più bisogno dal punto di vista ambientale e sociale, e poi arrivino a cascata anche in tutti quanti gli altri settori. Per cui io penso che l'approccio più importante, con questo poi vado a chiudere questo mio breve intervento di premessa, a queste proposte che abbiamo fatto e avete ricevuto anche, insomma, sia oggi ma anche nei giorni scorsi, visto che stiamo in giro da un po' di tempo, sia quello di capire, diciamo, dando per scontato, almeno così, diciamo, il presupposto che partiamo con noi, che la crisi climatica è un obiettivo di tutti,
per il capire come affrontarla, però ecco, insomma, ci sia l'attenzione e la cura di capire come declinare alcuni interventi importanti, anche a volte radicali, e come accompagnarli con gli strumenti giusti per far sì che siano realizzabili e non siano un ostacolo. Quindi ecco, grazie ancora di questo appuntamento di oggi, ma insomma interveniamo durante la discussione. Grazie mille Giorgio, se vuoi accomodarti qua poi... sono Piero De Candia, perché non mi conosce, cioè rettore di Legambiente Veneto. Cambiamo un po' l'organizzazione di oggi, ve la spiego perché ci sono alcune urgenze che devono scappare, quindi noi avevamo previsto 2 giri di intervento, uno ora e uno dopo l'intervento degli ospiti, ma anticiperemo l'intervento cioè gli ospiti delle nostre delle associazioni di categoria, e cioè delle associazioni che sono vicine a noi in battaglie ed in proposte che possono essere determinanti per chi andrà in Parlamento europeo. Quindi daremo 5 minuti a testa a Fiat, WWF, Mamma No Fas, CIB e Italia Solare, e poi apriremo il confronto tra i dati, sempre in 2 giri. Chi riesce a fermarsi per il secondo giro bene, se no almeno faremo un primo giro. Partirei proprio con la FIAB e chiamo qui quindi Antonio dalla Venezia, che è il coordinatore della FIAB del Veneto, e ti chiedo di rimanere nei tempi, hai un cronometro lì davanti. Ma anche meno, perché poi, sì, buongiorno a tutti, anche l'introduzione di Gigi mi è sembrata molto esaustiva, quindi ha toccato alcuni punti e quindi non ripeto, perché poi insomma siamo gente che su queste cose ci lavora da molto tempo. Io leggendo anche il dossier di Legambiente, comunque il manifesto, ma anche poi dati che noi riscontriamo quotidianamente, mi fa molto specie il dato del tasso di motorizzazione in Italia, confrontato ovviamente con quello dell'Europa, perché altrimenti, se non parliamo di dati scientifici, non andiamo avanti. Allora, noi abbiamo un tasso di motorizzazione, abbiamo il record europeo, noi siamo il paese in cui ci sono più auto per abitanti intendo anche anziani, bambini, cioè tutti gli abitanti di questo paese. Noi abbiamo un tasso di motorizzazione intorno ai 684 auto per 1000 abitanti, che è un'enormità, che fa il paio poi con, avete visto in questi giorni a Milano, quando alcuni cittadini hanno monitorato il dato sulle soste abusive a Milano, hanno riscontrato circa 60.000 auto abusive, in sosta abusiva ogni giorno, quotidianamente. E allora credo che dobbiamo parlarci chiaro. L'Europa tocca 560, se mi ricordavo a memoria, avevo degli appunti ma faccio fatica a parlare in piedi leggendo gli appunti, quindi in realtà vado a memoria, ma siamo intorno insomma ai 560 in Europa, quindi un dato ovviamente molto, molto diverso. Tra l'altro anche in tendenza in aumento anche in Europa del 14%. E quindi facendo il paio di questo ragionamento noi dobbiamo dire le cose come sono, noi dobbiamo ridurre in Italia in particolare il numero delle auto circolanti, perché altrimenti se noi parliamo di Green Deal e di accordi sui cambiamenti climatici eccetera, noi non possiamo prescindere da questa cosa. Cioè noi abbiamo troppe auto che circolano che poi comportano tutto quello che è stato detto. Allora, siccome nessuno di noi è contro l'auto, evidentemente, io non ho l'auto, ma non sono contro l'auto, evidentemente, però dobbiamo trovare delle ricette che in qualche maniera siano anche, favoriscano dell'alternativa, in qualche maniera creano le condizioni perché il cittadino o la cittadina quando esce di casa possa scegliere un mezzo di trasporto diverso. E allora la bicicletta, e non solo, è una delle risposte a questo tema, non è la risposta in assoluto, non è la soluzione di tutti i mali, non è l'elemento centrale di una mobilità sostenibile, ma è uno degli ingredienti, ma questa cosa va affrontata. Quando parlavamo di queste cose 20-30 anni fa, quando avevo i capelli meno bianchi, in realtà molte volte c'erano in platea c'erano un po' dei sorrisi e dei sorrisetti rispetto a questo tema. No? La bicicletta era considerata ancora come un elemento, un giocattolo per i bambini e per il tempo libero per gli adulti, insomma una specie di strumento un po' giocoso. In realtà l'Europa un paio di mesi fa
ha approvato la dichiarazione sulla bicicletta, in cui ha messo in lista tutta una serie di cose. Sono ricette molto semplici, mia mamma diceva come fare, insomma, la pasta al burro, insomma, non è che ci vogliono che menti eccelse. Evidentemente bisogna aumentare gli investimenti se vogliamo che la gente lasci a casa l'auto e poi magari invece di averne 3 per famiglia ne ha 2 e poi me ne ha una, e quindi questo è l'obiettivo, quindi maggiori investimenti, maggior qualità, perché qualche investimento in questi anni è arrivato in Italia, del PNRR, gli investimenti del Ministero, il MIT, le regioni, ma alcune realizzazioni, alcune opere, alcune infrastrutture sono assolutamente non di qualità, e per cui nessuno va a usare una ciclabile o per essa, se non è comoda, confortevole, attrattiva. Evidentemente sono soldi buttati. Io quando sono andato in regione ultimamente, ho fatto un intervento in audizione in commissione, ho mostrato praticamente nel Veneto, ma io ho la fortuna di girare l'Italia perché non lavoro più da qualche anno, poco, ma insomma, e vi posso assicurare che sono delle cose che sono imbarazzanti, insomma, ciclabili larghe, ciclopedonali larghi 1,5 metri, l'asfalto l'hanno visto 30 anni fa, cioè, ecco, questo allora. E nel manifesto l'Europa dice semplicemente queste cose, cioè delle ricette semplici: investire meglio, con qualità, cercando di creare le condizioni perché la gente usa la bicicletta, e questa cosa ha delle ricadute ovviamente anche sul tema dell'inquinamento, della congestione del traffico, sugli incidenti, considerato che il 70%, è un dato che leggo sempre sul dossier dell'ambiente, il 70% dei cittadini vive nelle aree urbane, e nelle aree urbane purtroppo ci sono maggiori incidenti stradali che comportano poi una serie di situazioni non piacevoli. Stamattina, venendo qua in treno più bici, ho visto l'ennesimo incidente mortale di un ragazzo, di un bambino, mi sembra in Lombardia, insomma. Quindi se noi vogliamo, come dire, dare un contributo sulla mobilità sostenibile, la bicicletta è uno degli ingredienti, una delle risposte. Non è il solo, il treno, la ricetta del ferro, l'abbiamo detto 1000 volte, Legambiente su queste cose è molto più brava di noi, ma insomma fa parte di questi ingredienti, di questa ricetta che ci permette poi di fare un passo avanti in questa direzione. Grazie. Grazie mille anche per il rispetto dei tempi. Chiamerei l'architetto Luisa Nani del VF e abbiamo sempre 5 minuti a disposizione. Grazie. Salve a tutti. Vi porto anche i saluti del delegato regionale Carmelo Motta, che non ha potuto partecipare oggi. E il WWF è qui perché condivide in generale l'approccio che Legambiente nel suo documento per un nuovo Green Deal ha dato al problema dell'ambiente, al problema climatico. Il WWF da sempre si occupa principalmente di biodiversità. La biodiversità è fondamentale per la sopravvivenza umana, ma è condizionata anche da tutti gli altri aspetti, no? Dal clima, dalla CO2, dall'industrializzazione, dal consumo di suolo. Ecco, le campagne che ultimamente il WWF sta portando avanti sono proprio su questa emergenza della scomparsa di biodiversità. Le specie si stanno estinguendo a una velocità, con un'accelerazione che è 1000 volte superiore a quella naturale di fondo, e questo dipende da noi, dai nostri comportamenti, dall'aumento di popolazione, dall'industrializzazione, dal consumo di suolo, da tutti i fattori che ormai conosciamo. Infatti lo slogan con cui si stanno portando avanti queste campagne di informazione, perché si basano su studi scientifici, su dati statistici, eccetera, è il Panda siamo noi. Il Panda siamo noi perché stiamo cercando di mettere in evidenza come il danno sulla biodiversità, il danno sull'habitat causato da noi rischia di portare anche alla nostra estinzione, la 6ª estinzione di massa che si prefigura se andiamo avanti con questi ritmi,
coinvolgerà l'ambiente, ma anche l'uomo, no? L'approccio One Health, siamo tutti connessi, facciamo parte tutti dello stesso pianeta e non possiamo pensare di sopravvivere da soli, è fondamentale per noi, stiamo proprio lavorando su questo. Non vi annoio con dati, statistiche, eccetera, che potete trovare in molti siti, in riviste, eccetera, ma volevo anche porre la questione della legge sul ripristino ambientale che è stata presentata dal Consiglio europeo, che è stata approvata dal Parlamento europeo, però poi si è bloccata, no, è stata presentata dalla Commissione e si è bloccata nel Consiglio europeo, dove molti paesi hanno costituito una maggioranza di blocco, per cui hanno chiesto e ottenuto anche il rinvio dell'approvazione di questa legge. Questa legge per noi è fondamentale, è il minimo, non è il massimo che si deve chiedere, è proprio il minimo, perché la situazione è proprio preoccupante. Ecco, se pensiamo che il 70% degli ambienti è degradato, che adesso i dati senza occhiali non riesco a leggerli, comunque avete capito il senso della cosa, ecco. Ci aspettiamo che chi andrà in Europa abbia molto a cuore questo problema, perché è un problema di tutti noi e delle nostre generazioni. Non possiamo fare quelli che, viviamo alla grande e poi fra 50 anni ci estinguiamo tutti. Non mi sembra che sia un approccio accettabile. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e seguirò il dibattito. Grazie mille. Grazie mille Luisa, anche tu per il rispetto dei tempi. Eh sì, proprio nella Natural Restoration Law che ci ha cercata nella tutela della diversità, nel disegno dei prossimi LIFE, anche della prossima progettazione, i parlamentari europei hanno un ruolo fondamentale. Chiamerei qui Michela Piccoli, che è storicamente la rappresentante delle mamme FAS, con cui facciamo un percorso da anni direi proprio sulla vertenza PFAS. Michela, anche per te 5 minuti, grazie mille. Grazie a tutti. Sì, grazie a tutti, sono felice di essere qua con voi, infatti ho seguito. Sono qui oggi per portarvi le nostre istanze come Mamme No Fas, e non solo come Mamme No Fas, ma anche come Mamme da Nord a Sud, che raccoglie ormai 60 associazioni di donne da tutta Italia. È importante che a livello europeo vengano sostenuti limiti più rigorosi per quanto riguarda le acque sotterranee, superficiali e reflue. In questo momento si stanno proprio revisionando le leggi a livello europeo, per cui compito vostro sarà questo di lavorare su questo fronte. Come diceva prima la signora del WWF, c'è questa norma a tutela della natura e della qualità dei suoli che si sono arenate proprio a causa di opposizioni politiche. Un'altra cosa su cui noi Mamme No Fas battiamo da tantissimi anni ormai, e siamo andate anche a Strasburgo e a Bruxelles per parlare di questa cosa, è la revisione del REACH. Ecco, compito secondo noi dei politici che andranno a livello europeo sarà proprio quello di volere una maggiore trasparenza per quanto riguarda il regolamento REACH,
Perché questo? C'è una cosa su cui voglio essere molto chiara. Le aziende hanno la possibilità di depositare i loro brevetti. Noi vogliamo che insieme ai loro brevetti chimici vengano depositati anche gli standard analitici. Che cosa sono gli standard analitici? Sono quei sistemi per andare a misurare le molecole che vengono prodotte nell'ambiente, aria, acqua e suolo. Se non viene fatta questa cosa, noi saremo sempre, noi parlo come cittadini, come popolazione, come istituzioni, saremo sempre un passo indietro, e quando ci accorgeremo che c'è il problema sarà già troppo tardi, perché queste molecole saranno già nell'ambiente e ce ne accorgeremo magari dopo 20 anni, come è successo con la Miteni, come sta succedendo con la Solvay a Spinetta Marengo. Per cui credo che questa cosa sia un cavallo di battaglia molto importante. Noi ci teniamo in maniera particolare. Negli Stati Uniti hanno messo 4 nanogrammi litro nell'acqua potabile. Ora a livello europeo siamo a 100 nanogrammi litro. È chiaro che ogni paese può abbassare questi valori, perché ad esempio la Danimarca li ha abbassati in maniera ha preso questa decisione. Io sono molto insoddisfatta, ma non è la mia non è solo insoddisfazione, è tristezza nei confronti del mio paese, il mio paese che ha il più grande inquinamento, uno dei più grandi inquinamenti da PFAS a livello nazionale, a livello mondiale. A maggio dell'anno scorso, il 23 maggio dell'anno scorso, abbiamo mandato a tutti i politici del nostro paese il ban manifesto, per la messa al bando dei FAS. 5 paesi europei l'hanno già fatto, hanno già depositato la loro messa al bando, per cui Danimarca, Svezia, Norvegia, Germania, Olanda e Svezia. E noi niente, nessuno di voi ha risposto neanche all'email. Chiedere è lecito, rispondere è cortesia, è educazione ed è responsabilità. Questo messaggio non lo avete dato. Io sono contenta che voi possiate andare in Parlamento europeo, ma voi avete una grande responsabilità. E poi l'ultima cosa, e mi concludo, io faccio una riflessione. Stiamo parlando, ricordatevi che questa parola ve la dovete tenere bene in mente. Tutte le molecole chimiche e la grande emergenza a livello mondiale per quanto riguarda le molecole chimiche è in primis legata ai PFAS, sostanze perfluoroalchiliche che in natura non esistono. Io non voglio dirvi che cosa sono i PFAS perché immagino e spero che tutti voi ne siate consapevoli. C'è il problema dei rifiuti. Queste molecole attualmente non si possono smaltire perché gli inceneritori attuali non arrivano alle temperature adeguate. Vogliamo continuare ad aprire inceneritori e queste molecole dalla materia solida, rifiuto, vanno direttamente in aria. Di questo ne siete consapevoli. Per quanto riguarda i biodigestori, ho letto proprio stanotte, nei giorni scorsi, ho letto un sacco di documenti della Ca' Foscari, del professor Gianni Tamino, e comunque sono andata a vedere anche tutte le informazioni date dai produttori dei biodigestori. Io voglio chiedervi, e voglio che siate consapevoli di questa mia riflessione, i rifiuti causati dai fanghi di depurazione, ricordatevi che se vengono trattati nei biodigestori, poi questa cosa va a finire nei campi come ammendante chimico. E nel suolo i PFAS per dimezzarsi, non per andare via, per dimezzarsi ci impiegano 1000 anni. Nell'acqua di falda per dimezzarsi
ci impiegano 100 anni. Non lo dice Piccoli Michela, sono tutti studi dell'ISPRA, del CNR. Allora, dobbiamo dobbiamo pensare quando parliamo di economia circolare, perché l'economia circolare ha un significato. Ecco, questa è la mia riflessione. Grazie mille Michela Piccoli. Mi sposto di qua così evitiamo che fischi la cassa. Scusate. Ora chiamerei qui Christian Curlisi, che è il direttore nazionale di CIB, Consorzio Italiano Biogas. Sì, grazie. Grazie a voi, grazie per l'invito e un buongiorno a tutti. Poi posso dare una mano a rispondere alla signora, visto che diciamo, io rappresento ovviamente la parte agricola della produzione di biogas, quindi la digestione aerobica da prodotti e sottoprodotti agricoli, da reflui, quindi diciamo che intanto andrebbe fatto un distinguo, no? Soprattutto perché non si può fare di un'erba un fascio. Comunque, poi volentieri do una mano a dare una mano a qualche risposta alla signora. Mi contestualizzo in quello che è il momento attuale. Siamo in un momento in cui abbiamo un'instabilità, chiamiamola in generale geopolitica, come forse non l'abbiamo mai vista dal secondo dopoguerra. Questa stabilità porta anche molti pensieri sull'approvvigionamento energetico, sull'avere un cibo e approvvigionamento di cibo di qualità e sano. Sono tutti temi ovviamente che in Europa sono soggetti a diversi dibattiti e anche a diverse direttive ovviamente che si sono susseguite e si susseguiranno, ma spesso ne abbiamo sentito parlare, forse anche in termini non molto positivi, parlando sempre di sfide che poi sottendono una parola di competizione, ma una competizione di uno a scapito dell'altro, e questo non va bene. Noi riteniamo invece che possono essere definiti degli obiettivi sfidanti, ma per noi è una competizione di collaborazione, non è una vita mia, morte tua. Noi dobbiamo collaborare alla produzione di energia e alla produzione di cibo, perché sono due cose che vanno avanti di pari passo per il nostro sviluppo e il nostro benessere. E noi abbiamo un modello ovviamente che questa cosa l'ha saputa fare, quindi direi che abbiamo già un esempio ovviamente che in Europa hanno cominciato a capire e comprendere, ed è quello ovviamente di produzione di energia rinnovabile unita alla produzione di cibo. Quindi tornando un po' a quello che erano prima della seconda guerra mondiale, in cui le aziende agricole ci fornivano tutto quello di cui avevamo bisogno. Poi con l'avvento della chimica e del petrolio ovviamente abbiamo spostato l'attenzione su diversi temi. Bene. In questo momento, quindi noi abbiamo queste grandi opportunità di collaborazione e il nostro modello è un modello che ha saputo continuare a produrre cibo di qualità, anzi migliorando, in un contesto agroecologico in cui il digestato, quindi il fertilizzante che viene prodotto dai nostri impianti, già ha fatto sì che di ridurre del 100% i fertilizzanti chimici che venivano utilizzati. Quindi è già un momento di transizione molto 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 importante. Quindi per noi è collaborazione e non competizione, in cui possiamo produrre cibo, energia di qualità e fertilizzante. Bene, sempre in questo contesto abbiamo già degli obiettivi molto molto sfidanti, abbiamo un piano nazionale di ripresa e resilienza che ci ha dato degli obiettivi molto molto sfidanti, e spesso qual è il problema fondamentale? Il problema fondamentale è che obiettivi sfidanti che vengono definiti, diciamo, a Bruxelles, poi si scontrano con quelle che sono delle dinamiche nazionali, di cui poi si fanno fatica ad attuare ovviamente questi obiettivi, ed è uno anche dei moniti recenti della Commissione, che ha dato un monito ovviamente agli Stati membri di snellire, di velocizzare le procedure per poter mettere in campo quelli che sono gli obiettivi definiti da queste direttive. E questo secondo noi è uno degli elementi fondamentali in cui il governo ovviamente che ci sarà diciamo, e chi sarà chiamato ovviamente a rappresentarci in Europa dovrà tenere in considerazione, come dovrà tenere assolutamente in considerazione il non dimenticarsi che gli obiettivi sì sono dati a Bruxelles ovviamente in seno alla Commissione, in seno alle direttive che vengono prese, ma bisogna ascoltare il territorio, bisogna ascoltare i cittadini e bisogna ascoltare ovviamente quelle che sono le proposte che nascono, perché spesso abbiamo due livelli che sono uno a livello, chiamiamolo parlamentare, e uno a livello nazionale, cittadini. Poi ci troviamo che magari quello che viene pensato non è attuabile proprio per questioni tecniche e burocratiche, quindi questa è una delle grandi sfide.
E dobbiamo anche immaginare ovviamente che ci sono anche degli elementi di criticità ovviamente che possono nascere e emergere. Di questi elementi di criticità devo dire che anche Legambiente è giustamente stata critica rispetto a quello che è un modello agricolo che ci ha permesso di arrivare fino ad oggi, soprattutto parlo di allevamenti intensivi, parlo di un'agricoltura basata molto molto sulla chimica, che ci ha visto assolutamente d'accordo perché il nostro modello biogas fatto bene, biometano fatto bene è un elemento che già fornisce le risposte alla transizione rispetto a quello che era un modello su cui abbiamo basato negli ultimi 50 anni il nostro sostentamento e la nostra vita. Proprio con Legambiente abbiamo un'attività in corso anche in Veneto molto molto importante per sensibilizzare ciò che è di positivo, ciò che funziona e ciò che fa bene al nostro ambiente e ciò che fa bene ovviamente alla collettività, e questo ovviamente è un impegno che abbiamo preso molto 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 volentieri. Chiuderei dicendo, visto che penso che manchino 30 secondi, quindi volendo restare nei limiti che mi sono stati dati, credo che dobbiamo un po' meritarci quello che è il vanto di avere un po' un primato a livello europeo della nostra agricoltura, della nostra capacità di produrre cibo ed energia di qualità, e questo penso che sia una delle sfide più importanti che chi ci rappresenterà deve cogliere appieno per poter far funzionare il nostro sistema. Mi raccomando, la burocrazia deve essere assolutamente snellita, altrimenti diventa molto molto difficile riuscire a fare impresa, a fare industria e decarbonizzare quello che sono i nostri settori. Grazie. Grazie mille Cristian, anche per l'intervento del CIB, e chiamerei l'ultimo intervento esterno, per l'ultimo intervento esterno, Emiliano Pizzini, che è il vicepresidente di Italia Solare. Anche per te 5 minuti, grazie. Grazie dell'invito, buona mattinata a tutti. Io ovviamente rappresento Italia Solare, siamo un'associazione dedicata esclusivamente al fotovoltaico, quindi tratterò di rinnovabili, esclusivamente dei rinnovabili. Diciamo che mi ritrovo molto nel documento che è stato fatto da Legambiente e ritengo che questo sia assolutamente il punto di partenza. Noi oggi ci troviamo molto spesso a dibattere con politici, con soggetti regionali, con soggetti di altre associazioni, se il fotovoltaico sta prendendo troppo piede o meno. Dopo entreremo anche su questo. E la realtà è tutt'altro, nel senso che tutte le agenzie, quelle nazionali come RSE, ma anche quelle internazionali, ci dicono che di fatto il fotovoltaico è la fonte rinnovabile che deve essere la principale al 2030, ma non solo al 2030. Noi adesso stiamo parlando tutti dei 40 gigawatt, 50 gigawatt, 10.000 ettari, 20.000 ettari, chissà quanti tetti, chissà quante mare andremo a occupare. In realtà al 2050, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati, dovremo fare più di 200 giga di fotovoltaico. Quindi stiamo guardando tutto il 2030 come se fosse la fine dell'obiettivo. Il 2030 non è altro che un passaggio piccolo per arrivare al 2050. Ora, se facciamo un po' di più al 2030 rispetto a quello che dovevamo fare, è sempre meglio per tutti. Ora, cosa stiamo vedendo, cosa stiamo assistendo in questo momento? Che a livello europeo c'è un forte dibattito e un ripensamento probabilmente su quello che è tutta una serie di aspetti del Green Deal, tra cui anche il fotovoltaico con, diciamolo pure apertamente, il nucleare, che sembra essere la soluzione di domani mattina. Il nucleare, a detta stessa, come è stato ben riportato dal documento, già l'Agenzia del Nucleare Internazionale ci dice che ci vogliono 15-20 anni, ma noi dobbiamo arrivare al 2050 a un obiettivo. Se aspettiamo 20 anni per avere il nucleare non andremo da nessuna parte. Noi non siamo contro il nucleare, stiamo dicendo che, come è stato rilevato, il tema è come raggiungiamo il 2030, il 2035, il 2040 e il 2045. Se aspettiamo di avere il 2050 il nucleare non ci arriviamo. Questo lo vediamo come un particolare punto critico. A livello anche di normativa nazionale, tutto questo si riflette in un movimento molto molto ondivago. Siamo passati dal semplificare qualunque cosa 2 anni fa, che potevamo fare centinaia di megawatt di impianti in edilizia libera, adesso siamo arrivati con una serie di norme che, invece di pensare
a come fare, dove fare il fotovoltaico, dice dove non farlo, continuamente. Oggi non lo fai lì, domani non lo fai là, domani non lo fai di là. Ecco, questo è un momento in cui a livello nazionale stiamo facendo una cosa e a livello europeo, con la nuova direttiva, la nuova direttiva dice dovete individuare le aree di accelerazione e limitare al massimo le aree dove non si può fare il fotovoltaico, dove non solo il fotovoltaico ma le rinnovabili in generale. Noi invece stiamo facendo esattamente il contrario, stiamo cominciando a dire a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale, non si può, non si può, non si può. Ecco, questo per noi è un punto fondamentale se vogliamo raggiungere quello che ci siamo detti. Non vogliamo nemmeno questo dibattito enorme che si è creato tra agricoltura e fotovoltaico. Noi diciamo semplicemente, purtroppo gli impianti a tetto non sono sufficienti, per vari motivi. I tetti sono disponibili, ma molti non, per varie casistiche su cui non mi soffermo adesso, se no andremo avanti all'infinito, non sono utilizzabili. C'è chi vuole solo 2 kW o 3 kW e ha un tetto che ne può accogliere 8, non posso obbligarlo. Ci sono tetti che non portano, gran parte del nostro parco immobiliare degli anni 60-70 fatto con coperture che non sono adatte, bisognerebbe spendere molti soldi. Quello che noi diciamo è, attenzione, si può fare impianti a tetto, ma cosa vuol dire? Vuol dire che noi cittadini, noi imprese, pagheremo tantissimo quell'energia rispetto a un fotovoltaico fatto su aree che tutto sommato già oggi sono marginali o possono coesistere con l'agricoltura e a un costo molto più accessibile. È inutile che ci nascondiamo, fare un impianto a terreno ha un costo che è molto più basso in generale di un impianto a tetto residenziale. Di un impianto industriale può essere, sul tetto industriale può essere competitivo, ma molto spesso, ripeto, ha bisogno di forti spinte per risanare anche la copertura stessa. Ora, su questo si è creato un dibattito come se noi e il mondo agricolo fossimo in completa diciamo, contrapposizione. Non è assolutamente vero, stiamo parlando di pochissimi ettari in confronto ai milioni di ettari che abbiamo, quindi da questo punto di vista secondo me, e mi avvio a concludere, quello che dobbiamo fare è semplicemente mettere sul tavolo i numeri veri, parlare di quello che ci serve per arrivare al 2030 e poi al 2050 e raggiungerlo con la volontà di raggiungerlo. Quindi servono secondo noi poche regole semplici per un settore che è molto complesso, perché l'energia, la gestione dell'energia, soprattutto in un mondo che va verso l'elettrico, esclusivamente verso l'elettrico, avere tante rinnovabili da gestire che sono intermittenti è sicuramente una complicazione, ma è tutto fattibile tecnicamente. Quindi servono regole semplici e un supporto deciso su questa cosa. Ultimo appunto che mi sono segnato è, attenzione che noi eravamo la patria del fotovoltaico nel 2009-2010, abbiamo buttato tutto a mare. Abbiamo una nuova opportunità perché con la volontà dei politici europei e nazionali di ricostituire un'economia locale, attenzione a non ributtare tutto a mare un'altra volta. Grazie mille, anche ad Italia sono Sisilare e ora comincerei con i candidati. Ci ha chiesto Gabriella Chiellino di essere messa prima perché è un impegno importante e personale, quindi chiederei di avvicinarsi. I temi appunto su cui vi chiediamo opinioni sono molte, come avete visto anche dai nostri ospiti, oltretutto il nostro Green Deal, però le rinnovabili, l'inquinamento delle acque e sottolineerei anche la direttiva sull'inquinamento dell'aria che pone una sfida di particolare importanza per la pianura padana, l'economia circolare, l'agro e ecologia che è stata sottolineata e la biodiversità e l'importanza del suolo, come sottolineava anche il WWF. A questo aggiungerai il tema della riqualificazione degli edifici. Ecco, in 5 minuti, che sono pochi, però poi magari riusciamo a fare un secondo giro su come pensate di affrontare questi temi.
Beh, innanzitutto mi chiedo scusa ai colleghi, ma ho un funerale proprio che vi chiedo, per quello ho chiesto di anticipare e quindi chiedo scusa ai colleghi, sì. Allora, innanzitutto sono felice di essere qui perché ovviamente affrontare l'Europa, io non sono un parlamentare uscente, quindi sono un nuovo parlamentare, nuova proposta di candidatura parlamentare e ci tengo a dire da dove vengo, perché tutte le cose che avete indicato sono tante e sono complesse, per cui vorrei anche dire che il metodo anche con cui le vorrei affrontare. Sono qui perché io 30 anni fa mi sono laureata in scienze ambientali, sono anche architetto e da 30 anni che mi occupo di tematiche ambientali. Se vi dico in cosa mi sono laureata, l'ho detto anche a Coldiretti l'altro giorno, proprio sull'inquinamento chimico delle falde di Vicenza, che conosco ormai da una vita. E questo perché ve lo dico? Perché questi temi che ho visto in questi 30 anni, complessi e importanti, però sono stati guardati poco e male. Io sono stata tanti anni in varie commissioni scientifiche regionali e nazionali, però finché non si è mossa la finanza e l'economia, i temi ambientali non li guardava nessuno. Io vi dico che ho studiato legislazione ambientale, l'ho insegnata anche all'università e fino al 2010-2000, quando sono usciti gli incentivi per le fonti rinnovabili, diciamo che tutti si occupavano dell'ambiente perché c'era un obbligo, perché c'era un limite e lo faceva così perché le sanzioni erano anche basse. Per cui la nostra mente umana, che è portata alla conversione oggi ecologica, lo fa spinta da temi finanziari e economici, ma spero oggi anche di cura. Per cui faccio parte anche dei movimenti Laudato Si e mi occupo di ecologia integrale, perché penso che siamo in un'epoca dove i soldi per la transizione ecologica e green ci sono le normative e le direttive fin troppe e mi chiedo come mai le cose non vengono fatte. Per cui la mia candidatura al Parlamento europeo parte, qualcuno mi dice è una pazzia perché ho un'impresa, perché ho tante attività in cui sono impegnata che vorrei lasciare per occuparmi poi del Parlamento europeo proprio per incidere con un metodo. Il metodo che vi propongo e che adesso vi tocco alcuni punti è che la mia lista Stati Uniti d'Europa che ho scelto è una lista che è dedicata all'Europa, il simbolo è questo ed è l'unione di forze politiche liberali e democratiche da Renzi a Bonino e il PSI, perché mi permette di parlare di Europa. Non mi occupo di diatribe di politiche interne, non devo difendere nessun premier politico italiano, ma mi posso occupare delle politiche reali per l'Europa, anche in questa campagna elettorale. Mi dispiace, ieri sera ero a Bologna, che manca sempre Fratelli d'Italia che vuole ammazzare il New Green Deal, tant'è che vedo i colleghi che interverranno dopo, quando si parlano di interventi sui temi ambientali e New Green Deal, o forse prendono paura che ci sono anche dei candidati parlamentari che ne sanno, posso dire, non li ho visti, è da un po' di giorni che non li vedo ai tavoli. Ci tengo a dirlo perché bisogna saper leggere poi chi si candida e cosa dice. Seconda cosa, perché ho scelto Stati Uniti d'Europa? Perché la nostra linea è, e uso questo, è unire tematiche ambientali con quelle economiche. Vedete, il New Green Deal non è un programma etico per il bene, è un programma economico, di cambiamento innovativo. È un programma in cui le industrie già si stanno muovendo. Chi vi dice che non si può fare vuol dire che chiude l'Europa e il nord-est e l'Italia in un provincialismo che farà un'economia chiusa in Europa, perché la Cina sta andando con dei trend economici, gli USA anche, l'Africa che ci sta dando le materie prime è su questi trend. Quindi il New Green Deal è un trend economico che ha quindi degli obiettivi importanti e richiede delle forti interventi di innovazione. Ricordo sempre che il programma europeo 2021-2027, che è di 1.250 miliardi, con anche il PNRR, il 40% è sulla transizione green, ecologica, eccetera, perché l'impresa, l'economia ha capito che c'è quel trend. Non è che lo eliminiamo. E quando ci dicono i tempi, le date, hanno messo le date, sì, togliamo le date, fate finta che non ci sia il 2050 e il 2030. Secondo voi torniamo ai motori di vecchia generazione o andranno comunque avanti? Ma certo che andranno avanti.
Perché? Perché l'economia si sta muovendo, ha capito, e questo è successo nel 2015 quando i fondi di finanziamento hanno iniziato a dire che investivano in aziende che avevano almeno il 30% di energia utilizzata da fonti rinnovabili. Questo è stato il grande cambiamento, ve lo dico io che ci vivo da 30 anni su questi temi. Quando si è mossa l'economia e la finanza si è mosso tutto. Qual è il problema in Europa per cui vorrei andare? Queste direttive anche di transizione, adesso ve ne cito due importantissime che avete Chiedo anche... di concludere, sono già passati 5 minuti e 30 secondi. Allora, queste direttive io mi candido per il nord-est, 76 europarlamentari, 15 dal nord-est, io mi candido tra quei 15, è ovvio che le direttive talvolta sono complicate per l'attuazione nelle nostre microimprese, nelle nostre istituzioni, per cui le microimprese, il 90% è sotto i 10 dipendenti, fa fatica, e gli ESG, e la sostenibilità, il rating che non si capisce. Adesso abbiamo due direttive forti, i PFAS che sono stati proposti, anch'io mi impegno a portarli al 2026, anche l'Italia entri. 2026 vuol dire, come l'amianto, l'abbiamo vissuto anche nell'amianto, che bisogna fare un piano di impresa di materie prime per iniziare a cambiare, perché i PFAS, già che li ho studiati anch'io, e lo sapete meglio di me, sono in quasi tutte le materie prime, ahimè, anche alimentari. Io li ho visti, non li cito perché andremo a distruggere un'industria anche vitivinicola. Per correttezza. Allora, prima cosa, 2026, certo che ci impegniamo per i PFAS, bisogna fare dei programmi economici di attuazione. 2, siamo nel nord-est dove siamo soggetti alle polveri sottili, è già uscita, che molti non lo sanno, il 24 ottobre, la direttiva che spero andrà in approvazione, penso dopo le elezioni, sull'addimezzamento delle polveri sottili, PM10 e PM2,5. Anche questo fa una paura micidiale a tutto il sistema economico. Quale sarà il mio impegno assieme ai colleghi in Renew e negli altri partiti, perché poi penso che l'Italia deve rimanere anche compatta sulle decisioni importanti, di poter fare in modo che questo abbattimento delle polveri sottili possa essere realmente realizzabile. Questa è la sfida a cui dobbiamo accedere. Grazie mille. Sono tanti argomenti, grazie. per cui... Grazie. Adesso prendiamo con l'ordine alfabetico per partito. Chiamerei qui Cristina Guarda di Alleanza Verdi e Sinistra. Salve, anche per voi la domanda è la stessa. Ce la fai a parlare in piedi per le telecamere? Sì, assolutamente. Ok, grazie. Buona giornata a tutti, io sono Cristina Guarda, 34 anni, da 9 anni sono in consiglio regionale e ho iniziato il mio percorso politico verso una politica ecologista imparando, grazie a Legambiente e a tutti i cittadini attivi sul tema FAS, che cosa significa prendersi cura dell'ambiente e della salute a 360 gradi, con un obiettivo, cioè quello di continuare a generare proposte. Il nostro compito come politico è risolvere i problemi e quindi generare proposte per la gestione dell'inquinamento e della prevenzione sanitaria. Per quanto riguarda il tema della giornata, il nuovo Green Deal, come Europa Verde, Alleanza Verdi Sinistra e insieme con lo European Green Party, il Partito Verde Europeo, noi stiamo in realtà puntando a migliorare ulteriormente il Green Deal, perché sì, è vero, ha degli obiettivi molto importanti, ma è anche evidente che non stanno all'interno dei parametri degli accordi di Parigi per quanto riguarda per esempio la questione emissioni, per cui anche noi, così come nel vostro documento prevediamo la riduzione dei tempi per arrivare al principio della neutralità climatica e di conseguenza questo è un obiettivo che deve essere poi attuato grazie a finanziamenti adeguati, perché in realtà, devo essere sincera, i soldi non sono sufficienti, contrariamente a quanto detto prima, i soldi previsti per la transizione ecologica al momento in Europa mancano di 336 miliardi, noi questo è il calcolo che abbiamo fatto a livello europeo, 336 miliardi all'anno per essere efficaci ed efficienti, e la scelta di lasciare in mano al mercato con i crediti di carbonio senza una vera pianificazione su altri temi, a parte l'inizio di Fit for 55, è evidente che ci ha lasciato
a agire con un freno a mano tirato. Quindi c'è bisogno di investire risorse nella transizione ecologica, dalla mobilità fino alle filiere produttive in Europa, di andare a disinvestire in determinati ambiti, come ad esempio la questione delle spese militari. Penso ai più 50 miliardi solo dello scorso anno, perché la guerra nel bene e nel male non fa soltanto male alle persone di oggi, ma fa male alle persone del futuro, perché ci sta consumando un mondo e sta generando un inquinamento doppio rispetto a quello che avremmo senza. E quindi da questo punto di vista noi miriamo a questi obiettivi, ci occupiamo quindi di neutralità climatica, ci occuperemo di mobilità europea ma anche locale, perché l'obiettivo è generare l'accessibilità sociale ed economica e anche di efficienza di servizio della mobilità anche a livello locale. Lo stiamo vedendo per chi sta cercando di fare una campagna più sostenibile, l'assenza di trasporto pubblico su ferro o su gomma che ci aiuti a raggiungere tutti i posti di queste 4 regioni, e quindi per noi è sostanziale, e grazie all'aiuto anche di Legambiente, la pianificazione di Pendolaria o di altri studi sul Veneto, siamo riusciti perlomeno a mettere come obiettivo della Regione del Veneto a far approvare la proposta della sperimentazione del biglietto climatico, aspetto assolutamente importante per cominciare a rendere più accessibile da un punto di vista economico il servizio, famosi quello che in Germania è stato 9 euro al mese per viaggiare dappertutto nel territorio tedesco insieme con i mezzi pubblici. Ecco, quindi questo è un altro aspetto. Neutralità, cioè indipendenza energetica è l'altro must che ci poniamo come obiettivo strategico, rinnovabile entro il 2040 e fino all'80% in realtà di produzione di energia rinnovabile entro il 2035, indipendenza energetica che ci aiuta non soltanto a ridurre i costi dell'energia, non soltanto a ridurre le emissioni della CO2, ma anche a generare un'Europa libera di prendere posizioni in difesa dei diritti umani senza influenze esterne dagli Stati Uniti fino a altri stati che detengono il controllo del gas e della vendita del petrolio. Ecco, questi sono alcuni punti generici. Poi in realtà personalmente mi sono impegnata su alcuni ambiti. Anche a livello nazionale proprio abbiamo presentato non soltanto un progetto di legge per la questione dei perfluoralchilici, della gestione dei limiti e della gestione anche dell'obiettivo di bandirli e andare a ricercare alternative, ma abbiamo anche recentemente proposto una mozione per far aderire anche l'Italia al manifesto Banfas e trovare un impegno comune tra tutte le forze politiche per andare a bandirli in Italia, così come il Partito Verde Europeo l'ha fatto in Francia e in altri stati, proponendo appunto una normativa dedicata all'argomento. In questi 9 anni, grazie a voi, abbiamo fatto tante proposte per quanto riguarda la questione FAS. Siamo ancora indietro, anche in Veneto, nonostante qualcuno dica che siamo avanti, non è vero, perché da 11 anni aspettiamo il collegamento acquedottistico che comincia timidamente ad arrivare solo in questi ultimi 2 anni. Abbiamo richiesto ricerca in agricoltura e la stiamo in realtà facendo con i soldi nostri delle imprese del Veneto, di 2 imprese del Veneto che stanno ricercando soluzioni per evitare la contaminazione alimentare. E stiamo sviluppando in autonomia progetti per la presa in carico sanitaria delle categorie più esposte insieme con l'Università di Padova e altri ricercatori. Quindi l'obiettivo straordinario per noi sarà quello di dedicarci a questa, alla bandire i perfluoralchilici e a ricercare soluzioni alternative. Posso concludere soltanto con 30 secondi di incentivo sull'agricoltura. Io sono agricoltrice. Per me è molto importante cercare di unire l'agricoltore alla lotta contro la crisi climatica. L'IPCC ci dice che dove c'è agroecologia, dove c'è agricoltura sostenibile, si genera un beneficio nella lotta alla crisi climatica. E quindi la proposta che da 2 anni sto sviluppando con lo European Green Party e ho cominciato a proporre anche in Regione Veneto è quella di pagare l'agricoltore non soltanto giustamente per il prodotto che viene realizzato, il prodotto agricolo, ma anche per il servizio ecosistemico che l'agricoltore che fa sana agricoltura genera, stoccando acqua, stoccando CO2, eccetera. Per cui una nuova forma di reddito per cercare anche di far percepire all'agricoltore che le politiche ecologiche non sono soltanto rinuncia, ma sono un potenziale per una redditività della propria impresa e la garanzia del proprio futuro, perché costa molto di più l'inazione di oggi piuttosto che l'azione di oggi per prevenire i danni della crisi climatica di domani. Grazie mille. Grazie mille, grazie a Cristina Guarda. Adesso chiamerei qua Silvia Fattore di Azione. Grazie mille. Grazie, buongiorno a tutti. Io sono Silvia Fattore, sono candidata al Parlamento Europeo con Azione
e sono stata sindaco del comune di Villanova di Campo San Piero in provincia di Padova dal 2003 al 2013, quindi conosco bene l'ambiente perché grazie a voi abbiamo realizzato tante belle iniziative di sensibilizzazione proprio sui temi ambientali. Ed è proprio questo che credo importante come ruolo nell'ambito di quando si fa politica. Ci sono tante parti coinvolte, tanti portatori di interesse, ed essendo appunto comunità c'è anche bisogno che ognuno porti avanti una sensibilità per costruire una cultura che sia sempre di più una cultura che riguarda e guarda l'uomo tutto intero, e un uomo che non è slegato, non è al di fuori di quello che è l'ambiente. Quindi credo che sia importante che si lavori insieme. Mi sono molto piaciuti gli interventi iniziali dove ho ritrovato alcune espressioni a noi comuni. Ho visto più quello che ci unisce rispetto a un cammino che è davvero un percorso tutto da costruire. Anche se buoni risultati credo che siano stati realizzati finora, ma appunto è un percorso non ancora compiuto. Quindi l'appello ad andare a votare, c'è ancora strada da fare, attenzione al tema ambientale, attenzione anche al tema appunto della innovazione e della ricerca. Ecco, noi crediamo molto in questa parte perché l'uomo ha in fondo la capacità, visto i disastri che è riuscito a creare, ha anche noi crediamo la capacità in qualche modo di venirne fuori. Grazie e lo vedo perché sentendo le vostre voci, sentendo l'attenzione che tanti di voi portano sui tavoli, ecco, credo che questa sia la testimonianza più vera che è possibile trovare anche delle soluzioni e non siamo destinati a soccombere a tante cose che non funzionano. Quindi il tema della sostenibilità è sicuramente l'obiettivo che tutti noi abbiamo, e anche mi permetto di dire un percorso per creare insieme una cultura della responsabilità, ma anche della relazione appunto alla cura. Credo che ci siano le condizioni per poterlo fare. Io per onestà dico anche che noi nel nostro programma proponiamo di tenere in considerazione, di non escludere l'energia nucleare. Lo dico per trasparenza nei confronti anche di chi non leggerà magari il programma, perché qui abbiamo molti cittadini purtroppo si sentono distanti da questa Europa. Ecco, la nostra volontà è invece quella di avvicinare sicuramente l'Europa ai cittadini, di non lasciarla una entità burocratica da dove si prende e dove invece non riusciamo a dare. Quando parlo di aspetto anche nucleare, quindi di revisione di quello che è il piano energetico e del Green Deal, è legato ad un'attenzione che noi vogliamo avere nei confronti appunto della ricerca, perché crediamo che la ricerca possa essere qualcosa che ci aiuta, non che ci tiene arretrato, ma proprio che ci aiuta a risolvere proprio tutti i problemi che noi vediamo. Quando parliamo appunto di ricerca, dobbiamo avere una attenzione anche al fatto che non è detto che
che siamo appunto destinati a soccombere a questa situazione, dobbiamo avere fiducia nelle capacità appunto dell'uomo, senza una demonizzazione o una ideologizzazione rispetto alle soluzioni che vengono trovate, perché così come i problemi noi li abbiamo creati, così crediamo di poterlo anche risolvere, creando non tanto un centro rispetto ad estremi, ma un baricentro nuovo, sociale, economico e politico. Grazie. Grazie mille. Adesso sarebbe il turno di Cristina Andretta di Forza Sis Italia, che è sostituita per un impegno in Cepro Oggiavviso da Giampaolo Vallardi, che è il responsabile agricoltura del partito in Veneto. Bene, buongiorno, grazie soprattutto per l'intervento, e chiaramente intervengo per Forza Italia, ma questo non ci esime dal riconoscere la grande amicizia e la grande collaborazione che almeno a livello personale abbiamo sempre avuto con Legambiente, che stimo e con la quale collaboriamo assieme. Lo dico perché i temi che sono stati presentati nel nuovo Green Deal per l'Europa, almeno personalmente, ma anche Forza Italia, li sottoscrive in toto, no? Nel senso che credo che è difficile obiettare a quelli che sono gli obiettivi, no? Dobbiamo avere un futuro, e se questo futuro lo dobbiamo condividere giustamente con le nostre prossime generazioni e lasciare un ambiente migliore, credo che la strada da percorrere sia inevitabilmente questa. Dobbiamo capire chiaramente come fare. Il peso di oltre 8 miliardi di popolazione su questo pianeta è evidente, e quindi due cose dobbiamo capire: dove vogliamo andare, ma soprattutto come lo vogliamo fare. L'obiettivo, lo vediamo là, è quello di cercare di avere un futuro migliore contemporaneamente a questi cambiamenti climatici che ci stanno veramente creando grossi problemi. E capire cosa possiamo fare, ma farlo chiaramente subito, e far sì che non si vada verso quella decrescita felice, perché poi tutti dicono, sentivo il signore prima che a me piace molto andare in bicicletta, lo possiamo fare tranquillamente il sabato e la domenica, difficile farlo durante la settimana, quindi le piste ciclabili sì, e credo che dovremo aumentarle sempre di più. Dobbiamo capire in che maniera trovare le risorse per poterlo fare, e soprattutto anche in una situazione spesso difficile dal punto di vista antropico, perché chiaramente lo sviluppo delle nostre città spesso e volentieri non ha tenuto conto anche delle difficoltà che troveremo oggi nel realizzare nuove piste ciclabili. Lo parlo da vecchio sindaco, dove ho cercato per quanto possibile di realizzare tante piste ciclabili, ma spesso e volentieri trovavamo la strada sbarrata dallo sviluppo, forse anche esagerato, di tante zone industriali, soprattutto in Veneto, in tante città, che ci ostacolano in questo. Quindi dobbiamo capire anche quali che sono le strade per poter raggiungere questi obiettivi. Io credo che grande rispetto vada dato all'industria, capire come riusciremo a dare una energia pulita per poter rimanere competitivi in un mondo dove il nostro paese sta incontrando delle forti difficoltà. L'abbiamo visto con le due guerre che purtroppo ci stanno tanto vicine, queste due guerre ci stanno assillando sia dal punto di vista energetico, ma soprattutto dal punto di vista umano, in un paese dove di energia forse siamo molto poveri di risorse primarie, quindi dobbiamo puntare molto sulle energie alternative. Sentivo prima l'intervento del CIBE, di Italia Solare, credo siano due strade sicuramente che dovremo continuare a percorrere. C'è il grande dibattito dal punto di vista del mondo agricolo, dal quale io vengo, sono stato Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, e abbiamo dibattuto molto sul fotovoltaico a terra o non fotovoltaico a terra. Io sono fermamente convinto che al di là dei costi il fotovoltaico vada messo dove per quanto possibile, sui tetti, e Forza Italia in questa direzione è fermamente convinta. Il fotovoltaico a terra sì, dove l'agricoltura non può essere fatta, ci sono tante zone agricole che non stanno producendo e mai produrranno, e lì credo il fotovoltaico possa tranquillamente essere messo.
E per quanto riguarda i biodigestori, credo che sia una strada sicuramente da continuare a perseverare, anche per poter, visto che comunque è dimostrato, è energia pulita che dà tante risorse anche al mondo dell'agricoltura, perché oltre a dare biogas per la combustione anche dei mezzi agricoli che non andranno più a combustibili fossili ma possono andare, e qui si tratta di lavorare e incentivare i mezzi agricoli che vanno a biometano. Ci sono delle esperienze molto positive. Invece che usare il vecchio gasolio agricolo, possiamo anche in quella farmer ideale ed autosufficiente, io credo bisogna concentrarci di nuovo. È semplice capire le strade che dobbiamo percorrere, è anche chiaro che dobbiamo tutti quanti lavorare nella stessa direzione, perché poi alla fine tutti siamo bravi a inventarci o idealizzare un percorso che è sottoscrivibile in qualsiasi momento. Poi alla fine dobbiamo far coesistere gli interessi di tutti, e io credo che in Europa poi alla fine sia il punto ideale per trovare la sintesi di tutto questo, magari anche un po' meglio di quello che è stato fatto in questi anni precedenti. Quindi auguro a tutti quanti, per il futuro dei nostri figli, che il futuro sia migliore. Grazie. Grazie mille. Ringraziamo Giampaolo Vallardi e chiamiamo Alessandro Manera per la Lega, attuale vice sindaco di Treviso e anche assessore all'ambiente, quindi con già patente sul tema. Attuale, passato. No, intanto io ringrazio l'invito Legambiente, con cui in questi anni ho sempre avuto momenti di confronto importante. Ho sentito anche momenti forti di confronto, perché non sempre si deve essere d'accordo su tutto. Intanto volevo ringraziare le associazioni che sono qui intervenute. Io sono un chimico, quindi ho ascoltato con grande interesse e chiaramente conosco la materia. Io sono stato anche nella valutazione impatto ambientale sia della provincia di Treviso che della regione, quindi da tecnico, e quindi conosco bene la materia e la complessità anche nel gestire la materia, che è forse la parte più complicata. Chimicamente si conoscono bene i PFAS, è più complicata la loro gestione in ambito agricolo, in ambito civile e in ambito industriale. Esistono dei protocolli su questo, lo sappiamo, non sempre i protocolli hanno definizioni chiare e spesso purtroppo si realizza il loro cambiamento quando si subiscono dei danni, bisogna dire la verità, perché è solo la questione empirica che ti può far cambiare la natura delle tue conoscenze tecniche. È bruttissimo dire questo, ma purtroppo avviene non solo per i FAS, ma anche per i farmaci stessi. Spesso le variazioni vengono fatte su questioni empiriche. Non è corretto, però c'è un limite di conoscenza su cui si può lavorare e purtroppo non dà il 100% della copertura. Questo bisogna dircelo, e si sono fatti degli errori in passato, le aziende hanno fatto degli errori in passato. Io voglio essere positivo, nel senso che dico spesso sono fatte per limitata conoscenza della materia, perché non sempre riesce ad avere, come dicevo prima, il 100% della copertura. Che dire, io ho lavorato tanto in questi anni sul tema ambientale, perché sono assessore all'ambiente e mi vanto come città di essere stata nominata dalla Commissione Europea l'anno scorso come capitale della sostenibilità per il 2025, che vuol dire un grande sforzo per lavorare nelle diverse matrici, acqua, suolo e aria, per proporre soluzioni di miglioramento, che non vuol dire di essere i più performanti in quel momento, altrimenti vincerebbe sempre una città perfetta al centro della foresta nera, o in Svezia, che è già perfetta per sua collocazione geografica o per sua natura in quello che sono i parametri ambientali, ma per tutti quei progetti che uno va a fare per migliorare la condizione attuale. Noi siamo nella pianura padana, una situazione molto complessa per la qualità dell'aria, lo sappiamo, ci si è lavorato tanto, bisogna lavorarci anche di più. La pandemia per assurdo ci ha dato anche delle risposte su questo, perché abbiamo visto molti indici di sforamento anche durante la pandemia, in cui tutte le auto erano ferme. Questa è la dimostrazione che il riscaldamento domestico ha un'incidenza forte sulla qualità dell'aria. E come lavorare? Beh, certo, il New Green Deal dà degli obiettivi anche molto ambiziosi, perché sono molto ambiziosi. Io non sono d'accordo su tutta l'evoluzione che viene fatta per ottenere quegli obiettivi, perché spesso la sostenibilità dà dei concetti che sono diversi rispetto al risultato che uno vuole ottenere. Vi faccio un esempio su tutti. Il glifosato è stato, per chi fa amministrazione pubblica sa che il glifosato è stato eliminato per tutto quello che riguarda il diserbo nelle città. Certo, io da chimico dico sicuramente
Però poi l'alternativa attuale è peggiore dell'uso del glifosato, per un assurdo di utilizzo delle tecnologie attuali. Cioè vuol dire che noi ogni giorno dobbiamo mandare in giro per le nostre città centinaia di persone a diserbare manualmente o fisicamente le erbe che crescono naturalmente con la distruzione di marciapiedi, strade, mura e il ripristino di esse una volta vengono distrutte dal verde. Allora, certo il glifosato era un problema, ma qual è l'alternativa? L'alternativa è più sostenibile che l'uso del glifosato stesso? Io non ho una risposta di questo, però ad oggi no. Quindi nelle valutazioni che il New Green Deal fa, in generale, questo era un esempio chiaramente micro, potremmo andare su esempi macro, anche quello di aver spinto troppo verso l'elettrico nell'utilizzo dell'auto, secondo me è stato un errore. È stato un errore perché non corrispondeva a una produzione energetica elettrica in certi paesi, come il nostro, sostenibile. Noi non produciamo energia elettrica completamente sostenibile, infatti l'uso del fotovoltaico è sicuramente un grande vantaggio, ma anche qui lo sappiamo, ci scontriamo spesso con il consumo di territorio per utilizzare il fotovoltaico o il non consumo di territorio per usare il fotovoltaico. Ci si scontra poi che i tetti delle abitazioni non sono sufficienti per produrre tutta quell'energia di cui avremo bisogno e teniamo conto che esiste un ente che si chiama sovrintendenza che tende a bloccare, specialmente nei centri storici, che sono tantissimi in Italia, quello che è l'applicazione fotovoltaico. Quindi un concetto valido e un'idea valida poi nella sua applicazione ha portato grandi problemi. Ecco, forse in Europa dovremmo lavorare per allineare questi concetti, queste strategie valide a la loro, è un termine che si usa spesso adesso, la loro calata a terra, cioè cosa riusciamo a fare realisticamente rispetto a quello che proponiamo. Quindi io dico un po' di pragmatismo. Secondo me ci vuole un po' di pragmatismo di chi ha amministrato pubblicamente anche a livello locale. Faccio sempre molta difficoltà a credere che uno possa andare a coprire certi ruoli in Europa, in Parlamento stesso, senza aver amministrato localmente. Secondo me gli manca un passaggio della sua crescita personale. Questo non vuol dire che tecnicamente non sia preparatissimo dal punto di vista degli studi. Io, che sono laureato in chimica, non sarei stato preparato ad andare in Europa se non avessi amministrato prima una città a livello locale. Lo dico sinceramente perché sento spesso dire delle cose che poi non corrispondono alla realtà di tutti i giorni dei nostri cittadini e siccome non ci leggono i marziani ma ci leggono i cittadini, dobbiamo sempre ricordarci a chi dobbiamo riportare, non a delle lobby europee o multinazionali, ma a dei cittadini che ci vanno lì perché non votano le lobby, certo, favoriscono, diciamo sinceramente, ma votano i cittadini. Grazie. Grazie mille. Ricordiamo Alessandro Nera per la Lega. Chiamerei qui Sabrina Ciagnedoli del Movimento 5 Stelle. Anche per te 5 minuti, c'hai un bel timer là davanti. No, adesso te lo preparano. Allora, intanto vi ringrazio di aver organizzato questo evento, questo momento di confronto sulle questioni ambientali. Io sono europarlamentare uscente e sono candidata capolista per il Nord-Est. Sulla questione ambientale intanto c'è un dato che vorrei riferirvi. In questi 5 anni, appunto dalle statistiche che sono emerse dal Parlamento europeo sui voti del Parlamento europeo, il Movimento 5 Stelle è stato il partito italiano che ha votato in maniera più verde. Quindi questo secondo me è molto importante, anche perché molti dei punti che avete presentato prima sono sovrapponibili, diciamo così, a quelli che sono all'interno del nostro programma. Penso per esempio alla questione della transizione verde che non deve lasciare indietro nessuno. Io cerco sempre di sottolineare il fatto che non esiste una transizione verde in contrapposizione alle piccole e medie imprese, quindi allo sviluppo delle piccole e medie imprese, non esiste una transizione verde in contrapposizione all'agricoltura. Sono elementi che devono andare avanti insieme. Penso per esempio alla questione dell'agricoltura, a Bruxelles ne abbiamo parlato tanto con la questione dei trattori, lo sapete benissimo, con i passi indietro che ha fatto la Commissione a seguito anche di queste proteste. Noi riteniamo che gli agricoltori siano i primi ad avere interesse a arginare il cambiamento climatico, perché sono i primi ad essere affetti da questo cambiamento climatico. Pensiamo alla siccità, pensiamo agli eventi atmosferici estremi. Io ho girato parecchio sul territorio e ho trovato tantissimi agricoltori, soprattutto quelli più piccoli, che hanno voglia di produrre in maniera ecosostenibile.
e quindi anche come valore aggiunto dell'agricoltura, perché noi dobbiamo anche pensare a questo, cioè la competitività delle nostre aziende, della nostra agricoltura passa anche per un diverso modo di produrre, un modo di produrre che appunto è più attento all'ambiente e in questo modo si riesce ad avere maggiore competitività. E poi conosco le mamme no PFAS, ho ricevuto una delegazione nell'ufficio su a Bruxelles, abbiamo anche una chat assieme per le politiche insomma, che vengono portate avanti dal Movimento 5 Stelle sia a livello regionale sia a livello nazionale e chiaramente europeo. E l'obiettivo è appunto quello di mettere al bando i PFAS. Abbiamo organizzato anche degli eventi dove sono state invitate le varie associazioni ambientaliste, tra cui anche le mamme no PFAS, perché noi pensiamo che sia un problema intanto non solo italiano, ma europeo e comunque che coinvolga tutti quanti noi, perché anche in quelle regioni dove noi pensiamo di essere esenti, diciamo così, da questo tipo di inquinamento, però dobbiamo ricordare che molto spesso il cibo che mangiamo viene proprio da quei territori che sono contaminati, quindi alla fine queste sostanze da una parte o dall'altra arrivano direttamente a noi. Per cui credo che sia una battaglia che dobbiamo portare avanti tutti quanti insieme, una battaglia di civiltà per la nostra salute. Ho lavorato anche sulla questione dei reati ambientali, c'è stata la direttiva e nella mia commissione, quella giuridica, abbiamo lavorato con diversi emendamenti, tra cui l'inserimento dell'ecocidio e abbiamo inserito anche il fatto che la prescrizione per i reati ambientali parta dal momento della scoperta del reato ambientale, perché i reati ambientali sono reati molto difficili. Quando facevo la giornalista, nella precedente vita facevo la giornalista d'inchiesta e quando andai all'inaugurazione di un anno giudiziario a Reggio Emilia, il procuratore capo ci disse che proprio i reati ambientali erano quelli che venivano perseguiti di meno, perché appunto la normativa è difficile e perché molto spesso vengono scoperti tardi e quindi diventa veramente difficile intanto individuare i responsabili, ma poi parte la prescrizione e quindi la prescrizione deve partire dal momento della scoperta, almeno. Poi avevamo fatto un altro emendamento che purtroppo non è passato, ma noi credevamo fosse molto importante per tutelare proprio le vittime. Cioè quest'altro emendamento riguardava il fatto di riconoscere una causa diretta delle malattie che sono collegate a certi tipi di inquinamento e bastava per riconoscere questo tipo di malattie il fatto che ci fosse delle pubblicazioni scientifiche al riguardo, perché abbiamo visto la Terra dei Fuochi, ci sono voluti più di 10 anni per riuscire ad avere questo riconoscimento di correlazione tra le malattie causate dall'inquinamento di quelle zone. E purtroppo però questo emendamento non è passato. Noi pensavamo invece che fosse molto importante per appunto tutelare le vittime. E per cui adesso questa direttiva abbiamo fatto anche abbiamo organizzato anche diversi convegni sul territorio per cercare di renderla, per farla conoscere, diciamo così, sul territorio, perché prevede da una parte che tutti gli Stati membri prevedano alcuni reati, quindi puniti con la legge penale, però questo non sostituisce il fatto di chi inquina paga, cioè deve diventare sconveniente inquinare, perché altrimenti se la sanzione che c'è alla base porta le persone, cioè le industrie soprattutto, che sia più conveniente inquinare, tanto si paga la multa e finisce lì, allora non ha più assolutamente senso. Io vi ringrazio perché il mio tempo è finito. Grazie mille anche per il rispetto dei tempi. Io chiamerei Dario Dondo, Pace, Terra e Dignità, e poi Annalisa Corrado per il Partito Democratico, che chiude questo giro. Ok, anche per te 5 minuti, trovi un timer lì davanti, così. Allora, buongiorno a tutti, io sono Dario Dongo. Aspettate che facciamo un po' di discesa, ecco. Movimento Pace, Terra e Dignità. Io mi occupo di politiche agroalimentari e ambientali da 30 anni, prima come libero professionista, poi sono stato nel gruppo Ferruzzi e poi ho rappresentato anche l'industria alimentare italiana e quella europea per una decina d'anni a Bruxelles e Strasburgo. Sono un attivista nato, al punto che nel 2014, per citare un esempio, ho
lanciato la petizione contro l'olio di palma, che all'epoca non venne accolta da Legambiente, alla quale invece poi Legambiente ha aderito. Abbiamo realizzato assieme il progetto Boycott contro l'olio di palma, ma anche la soia brasiliana, la soia OGM e le carni bovine da oltreoceano. E la situazione dei PFAS mi è molto nota, poiché ne scrivo e denuncio da anni questo fenomeno. Tra l'altro ho evidenziato anche le responsabilità che a mio avviso dovrebbero venire perseguite penalmente del governatore Zaia per la mancata gestione anche dei rischi di sicurezza alimentare legati a derrate che provengano da quei territori. Ho rimarcato e denunciato pubblicamente più volte anche le omissioni della Commissione von der Leyen, che avrebbe dovuto, secondo il calendario già definito nella precedente legislatura, provvedere a una riforma strutturale del REACH. Il REACH, tra l'altro, è tuttora gravemente carente sia per quanto riguarda PFAS, ma anche, ad esempio, per gli ftalati e i bisfenoli, e questo è vergognoso, ed è vergognoso altresì come la Commissione europea, a 4 anni di distanza dalle raccomandazioni dell'OMS di eseguire valutazioni del rischio microplastiche nelle acque potabili, non abbia fatto alcunché. La doverosa revisione del REACH non è avvenuta in maniera strutturale ed è stata fatta solo una riforma cosmetica, ridicola, proprio di fine legislatura, per dare una parvenza di attenzione a questo tema, prevedendo il divieto di impiego deliberato di microplastiche nei cosmetici con periodo transitorio che arriva fino al 2032. Ecco, questo è il modo con cui la Commissione von der Leyen ha preso in giro i consumatori, i cittadini. Per quanto riguarda le politiche ambientali, un aspetto su cui non si è forse dedicato abbastanza spazio, perché i tempi sono serrati, è il tema che per noi anche come coalizione No OGM, io sono il presidente dell'associazione Egalité, è fondamentale, che è il tema della riduzione delle sostanze chimiche tossiche in agricoltura. La conversione verso il biologico al 25% della superficie agricola utilizzata era stata introdotta nella strategia Farm to Fork a maggio del 2020, ma è stata anch'essa boicottata da tutte le forze politiche oggi in campo, da una parte e dall'altra, fatti salvi soltanto i Verdi e la sinistra a livello europeo. E così è avvenuto purtroppo con il Natural Restoration Law, è avvenuto appunto con la proposta di regolamento SUR per l'uso sostenibile e la riduzione dei pesticidi, ed è avvenuto con i GAEC, con le buone prassi di sostenibilità ambientale che sono state da ultimo sottratte dalla condizionalità ambientale nella politica agricola comune. Personalmente ritengo che la politica agricola comune debba essere molto chiara nel condizionare gli aiuti a standard ambientali e sociali, e debbano venire previsti aiuti diretti, perché non è possibile pensare che sia tutto a carico di agricoltori e allevatori, ma aiuti diretti a favore di quelle sole aziende agricole che investano, che si adeguino per eseguire una vera transizione ecologica e anche verso il benessere animale, poiché anche la riforma strutturale dei regolamenti sul benessere animale era stata prevista a calendario della scorsa Commissione europea e anch'essa non si è verificata. Ora il tempo stringe, io voglio soltanto dare un messaggio. Il nostro movimento si distingue rispetto a tutti gli altri perché noi pretendiamo la pace, pretendiamo che l'Europa diventi un continente neutrale e ci opponiamo perciò a ogni ipotesi di esercito comune europeo, politica estera condivisa e tanto più politica estera condivisa con maggioranze di Consiglio anziché unanimità. Tutti gli Stati membri devono mantenere autonomia decisionale sacrosanta su ogni questione che possa riguardare le nostre vite. Noi siamo nella terza guerra mondiale che avrà un'escalation atomica e di questo bisogna essere ben consapevoli, ed è perciò importante l'8 e il 9 giugno andare a votare e votare per la pace. Grazie. Grazie mille a Dario Dongo di Pace, Terra e Dignità. Allora chiamerei qui Annalisa Corrado per l'ultimo intervento del
primo giro. Annalisa Corrado della segreteria nazionale del Partito Democratico. Buongiorno, grazie a tutte e a tutti. Io ho avuto il piacere di partecipare anche all'evento nazionale di Legambiente che dava il via a questa mobilitazione sui territori, che credo importantissima perché ci aiuta anche a tenere alta la questione delle elezioni europee tra le persone. Problema che purtroppo riscontriamo tutti, magari laddove ci sono delle elezioni amministrative ci sono di più le persone mobilitate e quindi si prova a fare sintesi, ma laddove invece non ci sono, essendoci un dibattito mediatico completamente schiacciato su cose assurde, su armi di distrazione di massa, su chi candida la persona più cattiva o negazionista, insomma purtroppo non si riesce mai a parlare delle cose che invece hanno in mano la possibilità di cambiare il paese e l'Europa. Io sono assolutamente d'accordo con praticamente tutte le proposte che sono state fatte. Sono cresciuta con la Legambiente, con l'ambientalismo scientifico. Sono un'ingegnera meccanica, ho fatto un dottorato in energetica e la mia tesi di dottorato faceva il calcolo della superficie disponibile per produrre energia fotovoltaica in giro per... ma questo insomma alcuni lustri fa, forse 20 anni fa. E quindi insomma questi sono i temi che secondo me devono essere messi al centro delle politiche europee con competenza, con coraggio e con visione e senza sconti. Una delle cose che dice spesso Legambiente, sono sicura che Giorgio l'avrà detta prima, è che se chiediamo tempo equivale a portarci al fallimento. Noi dobbiamo chiedere strumenti, dobbiamo chiedere politiche, dobbiamo chiedere risorse, anche sottraendole ai paradisi fiscali che abbiamo in Europa, quindi con un'unione fiscale più forte che ci consenta di evitare l'elusione fiscale e quindi la possibilità che grandi multinazionali, che poi non hanno nessun rispetto magari dell'ambiente e di quello che invece insieme vogliamo fare, abbiano la possibilità in Europa di avere trattamenti fiscali dello 0,005%. Questo significa sottrarre risorse a tutti noi per la realizzazione di quelle infrastrutture abilitanti alla transizione che invece sono assolutamente fondamentali. Ecco, io credo che la logica del Next Generation EU, che è nata in un momento in cui tutto il mondo si è resa conto di una crisi drammatica come quella del Covid, debba essere in qualche modo strutturato in maniera permanente, perché noi in fondo stiamo affrontando una policrisi grave come quella del Covid, che è la crisi climatica, la crisi anche purtroppo geopolitica, che è arrivata anche a riportare il tema della guerra al centro della nostra attualità e accanto a noi una crisi sociale, una crisi ambientale con tanti come dire, elementi che ammalano i nostri territori, ammalano noi e quindi dobbiamo assolutamente uscire dalla logica di pensare alla salute del singolo, perché non esiste una persona che possa essere sana in un pianeta malato. Quindi quello che voglio dire è che tutta questa consapevolezza che nel Next Generation EU sembrava finalmente patrimonio condiviso, sembra che sia invece in totale smobilitazione. Quindi, ripeto, il Green Deal va assolutamente difeso, anche l'arretramento sul Restoration Law, cioè sulla legge che era quasi arrivata alla fine dell'iter per il ripristino degli ecosistemi, non più in maniera passiva nel senso di protezione, ma in maniera proattiva per aiutare questi ecosistemi a riprendere spazio, a riprendere vigore, a riprendere vita, cosa che è fondamentale per la nostra salute, per quelli che vengono chiamati servizi ecosistemici. Fa un po' ridere dover monetizzare o tradurre in servizi qualcosa che poi è quello che ci tiene in vita, no? L'aria, l'acqua, il suolo fertile, la capacità di produrre cibo dell'agricoltura, insomma. Però ecco, questi servizi ecosistemici sono veramente in una fase molto critica e noi siamo a rischio, anche perché con un ecosistema così infragilito anche la nostra resilienza come territori rispetto agli eventi meteorologici estremi che vengono portati dalla crisi climatica sono assolutamente più gravi le conseguenze, no? Non essendoci un tessuto sano. Ecco, quindi io credo che queste elezioni europee siano veramente fondamentali, perché siamo a un bivio. C'è un bivio tra un'Europa coesa, compatta, che fa politica estera insieme, che fa
politiche finanziarie insieme che evita l'elusione fiscale appunto e che investe risorse sulla transizione energetica e sulla conversione ecologica per rimanere in partita rispetto a quello che sta succedendo nel mondo. E apro e chiudo parentesi, il settore automotive in Italia non è in crisi per la conversione ecologica, è in crisi per non averla fatta la conversione ecologica 20 anni fa, quando dovevamo cominciare a farla. E il fatto che Stellantis abbia fatto un accordo con la Cina per importare le auto elettriche e tenersi le briciole della distribuzione invece di recuperare il tempo sull'infrastrutturazione è veramente incredibile. E dall'altra parte c'è un'Europa degli egoismi, dei sovranismi, e un'Europa che appunto vede nell'economia di guerra una possibilità reale. E quindi il bivio è importante. Ecco, sono stata contenta di ascoltare che in diverse forze politiche ci sia una forte consonanza su questo. Penso che il giorno dopo le elezioni chi di noi sarà in Parlamento potrà fare alleanza su questo, ma anche poi in Italia. Grazie. Grazie mille ad Annalisa Corrado per il Partito Democratico. Ora farei subito per il secondo giro. Ok, grazie mille. Arrivederci, ciao Annalisa. Io darei, farei un secondo giro con una battuta secca di 2 minuti reali, con la domanda: qual è il lavoro che farete in Parlamento europeo che vi impegnerà di più con la maggior ricaduta negli aspetti ambientali per il Veneto? Partiamo sempre da Gabriella Ciallino, prego, vieni pure, 2 minuti secchi. Vi chiedo a tutti di restare nei tempi. Prego. Ok, allora, già che parliamo di transizione green energetica, le 3 fonti sui quali lavorare anche nel nord-est, che riguardano la mobilità, sempre l'industria e l'edilizia immobiliare, sicuramente sono i 3 punti dove intervenire. Il Veneto e il nord-est è anche caratterizzato da tanto consumo di suolo, per cui io vorrei intervenire su un supporto europeo, visto che la legge urbanistica ormai ha compiuto 80 anni in Italia e quindi c'è bisogno di essere forti. Io sul Veneto le preoccupazioni che vedo, e l'Europa ha dato parecchio col PNRR, è il tema dell'acqua e dell'idraulica, quindi tutto il tema dell'esondazione della siccità collegato al consumo di suolo. Noi dobbiamo proteggere le nostre attività agricole di impresa, quindi una delle cose più importanti riguarda proprio gli effetti climatici sui quali noi dobbiamo iniziare a prevenire, e quindi tutto il tema legato all'acqua. L'altro tema importante è l'energia, che non ho citato prima. È ovvio che come Stati Uniti d'Europa crediamo a un mix energetico alla spinta alle fonti rinnovabili, ma come dicevo prima il pubblico rallenta e dà divieti, quindi bisogna lavorare anche con una formazione e educazione delle amministrazioni pubbliche che non vedono le potenzialità anche delle fonti rinnovabili. Sicuramente nel Veneto il fotovoltaico e la geotermia sono degli obiettivi importanti sui quali dover lavorare, quindi sono le priorità su chi ci sono. Sulla mobilità noi abbiamo avuto la possibilità di partecipare al piano della ciclabilità. Ovviamente anche qui ci vuole tanta educazione ai cittadini. Io penso che bisogna far intervenire, oltre alla nostra Costituzione che ha l'articolo 941, il tema del danno ambientale per le future generazioni. Penso che il mio impegno sarà anche nell'educazione da portare obbligatoriamente nelle scuole superiori e anche per i cittadini, già che siamo in invecchiamento, per fargli capire quanto è importante intervenire sulle proprie case, sull'autoconsumo energetico e sulle comunità energetiche rinnovabili. Questo è l'impegno: formazione, educazione, per calare a terra le direttive in maniera corretta nel nostro Veneto. Grazie mille, Gabriella. Adesso Cristina Guarda, e si prepari Giampaolo Vallardi, se c'è o se è dovuto scappare, quindi sì. Buon viaggio e magari ci vedremo nei confronti.
Grazie infinite anche di questo secondo giro. Allora, oltre alla questione FAS e agricoltura di cui vi parlavo prima, c'è un altro aspetto che voglio affrontare, che affronteremo come Verdi non soltanto italiani ma anche europei, che è appunto l'approvazione della direttiva sulla tutela della qualità del suolo. Quindi in questo periodo in particolar modo è un tema molto scottante, specie appunto nel nostro Veneto con la legge regionale che ha delle deroghe assurde e nel contempo anche cercando di sensibilizzare il mondo delle istituzioni rispetto al costo per ettaro della cementificazione. Si parla, dati ISPRA, di più di 100.000 euro all'anno di costi per servizi ecosistemici appunto non prodotti, e quindi oggettivamente parlando questo è un calcolo da far fare all'interno delle valutazioni che vengono poi fatte dalle istituzioni locali nella valutazione dei progetti che gli vengono proposti, e quindi un grande piano per il riutilizzo è sicuramente ciò a cui puntiamo maggiormente. Poi una sorta di Blue Deal, per cui un piano di gestione delle acque che aiuti non soltanto appunto a generare i progetti di qualità di cui vi parlavo prima, per esempio per la gestione per trattenere più del 4% delle acque piovane, penso al Veneto, ma anche per cercare di evitare scarichi superficiali di ogni tipo, perché noi ho visto insomma che anche voi avete continuate nella grande battaglia della difesa del fiume Frattagorzone, ma non è appunto l'unico. La qualità delle acque superficiali impatta non soltanto sugli habitat ma impatta anche sulla qualità agricola, e di conseguenza per me l'obiettivo è quello di finanziare realmente e creare un percorso virtuoso per obbligare poi al ciclo chiuso anche nel mondo delle imprese, per risparmiare acqua e per proteggere l'acqua superficiale. L'ultimo passaggio mi permetto di farlo ulteriormente sui FAS, perché prima non vi ho detto una cosa molto importante, cioè sui FAS e sul mondo la revisione della normativa REACH. Non soltanto agire per quanto riguarda la disponibilità del materiale certificato di base per garantire il controllo, ma agire anche per autorizzare soltanto prodotti che siano distruttibili, cioè questo è l'obiettivo di massima che ci dobbiamo porre a seguito appunto della nostra esperienza sui perfluoralchilici. Grazie infinite. Grazie mille a Cristina Guarda. Allora, penso che Giampaolo Vallardi e Alessandro Manera siano dovuti andare via, quindi Sabrina Pignedoli del Movimento 5 Stelle. Anche tu in 2 minuti, grazie mille. Allora, sì, intanto noi abbiamo intenzione chiaramente di andare avanti sulle battaglie che abbiamo sempre sostenuto, quindi riduzione dell'inquinamento, ripensare la mobilità, riduzione anche della superficie che viene cementificata. Ma quello che vorrei introdurre è un argomento forse un po' nuovo. Io mi sono occupata di intelligenza artificiale, io credo che l'intelligenza artificiale possa essere un elemento importantissimo per supervisionare e ridurre anche l'inquinamento. In particolare qui in Veneto ho organizzato a Treviso, ancora quando ChatGPT non se ne parlava praticamente, ho organizzato un evento proprio sull'intelligenza artificiale cercando di coinvolgere esperti e anche piccole e medie imprese, perché riteniamo che sia molto importante l'utilizzo buono di questo tipo di tecnologia. A volte fa tanta paura, però può essere utilizzata anche a favore dell'ambiente. Come? Pensiamo per esempio in agricoltura. In agricoltura può essere utilizzata per ridurre l'acqua che viene utilizzata per irrigare i campi e fare irrigazioni puntuali a seconda delle esigenze, oppure per ridurre i fitofarmaci. Voi avete visto che la Commissione ha detto riduciamo del 50% i fitofarmaci, così in maniera tranchant, senza fare una suddivisione tra quali fitofarmaci possono essere sostituiti da soluzioni ambientali sostenibili e quali invece no. Allora, con l'intelligenza artificiale si può avere un consumo estremamente inferiore di fitofarmaci e soprattutto con l'intelligenza artificiale si può promuovere la ricerca per sostanze che siano ecosostenibili. Lo stesso vale per esempio per le aziende. Le aziende si può avere un controllo puntuale e preciso di quello che è l'inquinamento delle aziende del Veneto. Per andare al di fuori del Veneto pensiamo anche a tutto quello che può essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per monitorare il disboscamento della foresta amazzonica, ma non solo. Quindi tutto quello che saranno le certificazioni che per le importazioni di prodotti verranno dall'estero e dovranno essere contro la deforestazione, anche in questo caso l'intelligenza artificiale può essere utile per un monitoraggio puntuale e veritiero soprattutto. Grazie. Grazie mille.
Grazie mille a Sabrina, grazie. Allora Dario Dongo, 2 minuti, e poi Andrea Zanoni, e poi la giura breve del nostro rettore e nazionale del nostro presidente regionale. Dario, sempre in 2 minuti, grazie. Sì, sì. Beh, i veleni sono il tema della massima attenzione da dedicare al Veneto, perché in Veneto l'impiego di pesticidi, e così intendendo il complesso di agrofitofarmaci o agrotossici o veleni o medicine che dir si voglia, è di 11,2 volte superiore alla media europea. E non si è ancora eseguito da parte di EFSA, poiché è mancata un mandato da parte della Commissione europea, una valutazione del rischio sull'effetto cosiddetto effetto cocktail. Era stata soltanto fatta una valutazione del tutto parziale alcuni anni fa, ma che non considerava affatto la realtà delle produzioni, laddove sui meleti e nei vigneti si arriva a eseguire 25-30 trattamenti per stagione, e questi trattamenti sono realizzati con una moltitudine di sostanze che, a differenza di quanto diceva colei che mi ha preceduto, devono venire ridotte nella quantità, nell'identità e nella frequenza, a partire in primo luogo dalla esclusione, dal divieto assoluto delle sostanze più pericolose. L'amica Fiorella Belpoggi ha fatto un grande lavoro sullo studio dell'effetto cocktail, che deve ancora venire approfondito, e la stessa valutazione della sicurezza del glifosato eseguita da parte di EFSA a novembre dell'anno scorso, come io ho scritto pubblicando una intervista con il caro amico Alberto Mantovani, è stata realizzata in violazione dei principi definiti già dal 2013 da OCSE per la valutazione delle sostanze chimiche in agricoltura, poiché non è stato applicato il cosiddetto Adverse Outcome Pathway, e applicando, se si fosse applicato quel criterio, il glifosato non sarebbe stato valutato come sicuro. Su questo bisogna lavorare, oltre che su trovare soluzioni per recuperare, per decontaminare le aree, anche i suoli, che sono oggi purtroppo afflitti da questa cosa. Chiudo soltanto con una battuta, in quanto fondatore dell'associazione Galité, che si occupa anche delle persone con disabilità. Bisogna affrontare queste cose anche dal punto di vista epidemiologico, poiché si ha notizia, vi è stato uno studio recente che ha dimostrato una elevata mortalità per diverse cause legate all'esposizione agli PFAS, così come si ha una evidenza scientifica sulle correlazioni tra Parkinson, che è raddoppiato nelle sue incidenze negli ultimi 20 anni, e esposizione ai pesticidi. Grazie mille Dario. Grazie mille. Allora l'ultimo intervento di questo secondo giro, c'è Andrea Zanoni che sostituisce Annalisa Corrado, che è dovuta andare via. Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. Grazie, buongiorno a tutti. Io visto che è l'unico giro, grazie. Ringrazio Legambiente. Io prima di entrare in politica ho fatto moltissimo volontariato all'interno delle associazioni di tutela ambientale, il WWF in particolare, e ho affrontato molte questioni ambientali viste anche dalla parte di chi svolge un ruolo un po' più professionale, diciamo, all'interno delle associazioni, in quanto sono stato per una decina di anni guardia giurata venatoria ambientale etica volontaria, e quindi ho potuto vedere e riscontrare anche delle violazioni importanti per quanto riguarda le leggi sulla tutela dell'ambiente, e ho ottenuto nel giro di una decina d'anni, anche meno, più di 150 processi come teste dell'accusa. Quindi ho visto anche le carenze normative quando poi vengono sottoposte al vaglio dei magistrati. E per quanto riguarda l'intervento di FIAB, che evidenziava come spesso non ci siano i fondi sufficienti per realizzare piste ciclabili o piste ciclabili a norma, c'è da dire che ci sono grossi problemi di fondi dovuti spesso anche a errori delle pubbliche amministrazioni. Mi riferisco ad esempio a più di 220 progetti di comuni del Veneto bloccati
perché per sicurezza stradale, perché quei soldi adesso sono dirottati tutti per coprire il buco della superstrada Pedemontana Veneta, che in Veneto costituisce circa 220 milioni di euro per 39 anni fino al 2064. Quindi qui aprirei una piccola parentesi: chi verrà eletto dovrà verificare e approfondire la possibile violazione della direttiva sui project financing, perché il project financing della superstrada Pedemontana Veneta effettivamente è qualcosa che economicamente non è sostenibile. Per quanto riguarda l'intervento della WWF, dove si parlava di scomparsa della biodiversità, ecco, credo sia un tema molto importante. Nature Restoration Law, una legge che è arrivata in Parlamento, è stata molto dibattuta, alla fine è stata bloccata, purtroppo grazie a quell'odioso sistema che consente a un singolo Stato membro di bloccare una norma decisa dalla maggioranza. Mi riferisco in questo caso da parte sempre di Ungheria, Italia e Polonia, e questo è molto grave. Sulla questione di tutela della biodiversità, visto che la domanda era riferita a quello che potreste fare, io sono già stato 2 anni e mezzo in Parlamento europeo e per quanto riguarda la biodiversità, grazie a degli interventi mirati, sono riuscito a bloccare, pensate, quello che era una violazione che durava da 10 anni della direttiva Uccelli, dove si consentiva in Veneto e non solo di cacciare specie protette e di catturare uccelli selvatici con l'uso delle reti in violazione della direttiva Uccelli. Per quanto riguarda... Finisco? Sì, ma avevamo detto che era l'unico intervento. Sì, grazie. E per quanto riguarda il regolamento REACH, è un regolamento che conosco benissimo, bisogna assolutamente darsi da fare, è importantissimo parlare di standard analitici. Quando entrai in Parlamento riuscii a fare un'altra cosa che nessuno aveva fatto. Da 20 anni veniva utilizzato in deroga al regolamento REACH in Veneto l'utilizzo dell'elicottero per dare i pesticidi in agricoltura, soprattutto in viticoltura. Quindi quello che dico è importante essere lì, studiarsi i fascicoli, ma soprattutto essere di collegamento col territorio, perché a volte ci sono tante norme ma non vengono applicate. Ecco, e infine concludo col solare, perché è una cosa che mi interessa molto. Come gruppo consigliare del Partito Democratico la conosciamo bene, l'abbiamo approfondita ed effettivamente dovrebbe essere l'energia più usata del futuro, perché con questa energia veramente, con tutti gli spazi che abbiamo nei tetti delle nostre case, capannoni eccetera, potremmo rendere l'Italia e l'Europa veramente sostenibile, funzionante a fonti rinnovabili. Grazie mille. Allora, grazie. Io chiamerei qui Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto, e Giorgio Zampetti, direttore nazionale di Legambiente, direttore generale di Legambiente Nazionale, per le conclusioni molto asciutte. No, sicuramente non vogliamo rubare ancora troppo tempo, grazie perché si è trattenuto fino alla fine, per i candidati e per gli ospiti che hanno voluto portare un contributo, io credo importante, per far percepire come sui temi dell'ecologia, dell'ambiente, bisogna andare oltre quella che spesso ultimamente viene definita ideologia e provare a ragionare insieme, ognuno facendo la sua parte, mettendo i suoi accenti, poi i cittadini decideranno da che parte andare, diciamo, a supportare i partiti politici, però che il tema dell'ambiente, dell'ecologia e della transizione ecologica e della crisi climatica sono elementi, parole che debbono percorrere e interessare, far discutere tutte le forze politiche, e oggi abbiamo capito che ci sono idee e interessi e direzioni che non sono sempre collimanti una con l'altra, però è importante che intorno a questi temi il nostro obiettivo ci sia sempre una vivace discussione, perché tutti ne debbano parlare, perché è un problema che riguarda tutti, lo dicevamo all'inizio, la crisi climatica ci travolge e dobbiamo affrontarla anche se qualcuno non lo vorrebbe fare, e quindi è importante per noi creare momenti come questi, che sono un incipit verso le elezioni europee che sono tra pochissimo, 8-9 giugno, ma che non sono un elemento isolato, perché continueremo e proseguiremo a livello territoriale, regionale, nazionale e europeo a mantenere viva quella che sono le spinte su questi fronti, sia con i candidati che avranno, diciamo, l'opportunità di essere eletti e di andare a sedersi su un seggio al Parlamento
europeo, sia con quelli che non lo faranno, perché crediamo continueranno a fare attività politica nei territori e con loro si potrà continuare a costruire, quelli che non saranno eletti di tutti i partiti, un dialogo sempre più acceso, sempre più vivace, sempre meno ideologico su questo fronte così importante. A noi stanno a cuore alcuni elementi, li abbiamo già sottolineati e parentesi mi permetto, abbiamo fatto bene a trasferirci all'interno perché è arrivato il diluvio, volevamo farlo sul cortile esterno di questo bel posto, insomma, ecco, abbiamo avuto l'opportunità di farvi vedere anche, insomma, che ospita tante associazioni, tanti soggetti del terzo settore per fare incontri e riunioni, e vi ringrazio per il tempo che avete dedicato, e lo stesso invito, diciamo, fatto ai rappresentanti politici vale ovviamente anche alle associazioni, ai comitati, ai cittadini, alle associazioni di categoria con cui ci confrontiamo, alle associazioni ambientaliste con cui ci confrontiamo e portiamo avanti insieme delle alleanze su temi puntuali e anche con loro ci auguriamo di poter proseguire un percorso totalizzante e globale su questi temi. Sì, grazie, io pure sarò molto sintetico in questa chiusura, dico alcune cose anche, diciamo, ascoltando gli interventi di tutti quanti voi questa mattina. Diciamo, penso che siamo d'accordo in linea di massimo, diciamo, sui massimi sistemi penso non ci sia opposizione di nessun tipo, tranne sì, forse alcune, diciamo, insomma, dettagli su alcuni punti. Però detto questo penso sia importante ribadire l'obiettivo di Legambiente di queste proposte è quello di arrivare al 65% di riduzione al 2030, che è un obiettivo possibile ma molto sfidante, per cui oltre ad essere d'accordo dobbiamo essere anche molto bravi a renderlo concreto, e quindi su questo servirà una coerenza forte delle politiche, servirà a non cambiare le politiche in corso d'opera, perché altrimenti gli investimenti a lungo termine, se poi vengono cambiati gli scenari, diventano complicati da fare, e serviranno molte risorse. Le risorse ci sono, vanno indirizzate giuste, quindi non risorse sulle armi, non risorse sulle fossili, per essere molto sintetico, risorse importanti su investimenti concreti in questo obiettivo. L'altro punto che volevo sottolineare in queste conclusioni riguarda anche il tema delle direttive, nel senso, noi oggi abbiamo parlato molto di direttive europee che sono state fatte, di direttive europee che vanno approvate, di norme e regolamenti che devono essere messi in campo, però io sono convinto che oltre alle direttive buone che bisogna fare servono anche politiche concrete, quindi su questo io chiedo con forza anche a chi andrà a rappresentarci in Europa che ci sia un'attenta riflessione anche sui sistemi di confindustriali a livello europeo, a livello nazionale, sulle rappresentanze dei cittadini, sulle rappresentanze delle imprese, perché diciamo, se non abbiamo un lavoro di accompagnamento concreto e efficace nel far capire perché quella direttiva è positiva, come poterla applicare, e anche ascoltare i cittadini, le imprese e gli altri soggetti, diciamo, portatori di interessi prima di fare una direttiva, ogni norma, anche la migliore del mondo, poi risulta di essere disapplicata. Ultimo punto, che è un po' il tema trasversale di tutte le nostre proposte, è che ogni proposta è collegata all'altra, per cui non c'è buona agricoltura senza buona normativa sulla biodiversità, non c'è una buona attività sull'inquinamento atmosferico senza una direttiva sulle case green che ci porta a levare il metano dalle nostre case, non c'è, diciamo, una buona ed efficace politica energetica se non togliamo il nucleare e le fonti fossili, diciamo, dallo scenario che abbiamo davanti. E quindi, diciamo, anche la trasversalità degli obiettivi e delle proposte deve essere tenuta in campo, perché insomma il sistema è complesso e va affrontato in maniera complessa. Quindi grazie, con queste raccomandazioni, insomma, avete un compito molto arduo da compiere, in bocca al lupo per la vostra ultima settimana di campagna elettorale, buon voto a tutti noi. Grazie. Grazie mille a tutti e salutiamo anche chi ci ha seguito da remoto. Grazie mille, buona giornata ed in bocca al lupo ai candidati.